Una buona giornata, ben ritrovati, eccoci in diretta, prima edizione di Antenna 3. Partiamo dalla cronaca come sempre anche oggi, ma ci saranno tanti temi naturalmente da sviscerare in questa lunga diretta che ci accompagnerà fino alle 14:30. Oggi, 10 febbraio, è il giorno del ricordo che celebra la memoria dei martiri, delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata, quindi anche quello sarà senza dubbio un tema che tratteremo grazie ai collegamenti con le altre redazioni e con i nostri servizi, ma anche con gli ospiti in studio. Parleremo naturalmente anche di politica. Come detto, partiamo dalla cronaca perché ci sono molti fronti aperti oggi, sia sul fronte della cronaca nera che sul fronte della cronaca giudiziaria. Dovremmo già avere collegato in diretta al telefono Roberto Grison, sindaco di Negrardi Valpolicella, che saluto. Buongiorno sindaco, mi sente? Buongiorno a lei, buongiorno a voi. Grazie Sindaco per questa sua disponibilità, con il quale vorremmo fare il punto sull'incendio davvero spaventoso che si è verificato nel pomeriggio di ieri al salumificio Coati. Siamo nella zona industriale di Arbizzano, dove tra l'altro stabilimento, Sindaco, che già nel 2019 ho visto era stato oggetto di un episodio di incendio. Vorremmo sapere da lei com'è la situazione. Leggiamo dalle notizie dei Vigili del Fuoco che il rogo non è tuttora ancora spento, e vorremmo anche sapere se ha informazioni naturalmente sul dipendente che ieri, proprio nell'intento di mettersi in salvo, si è gettato da un'altezza rilevante ed è rimasto gravemente ferito. Com'è la situazione? Sì, come stava anticipando lei, l'incendio non è ancora definitivamente domato, ci sono purtroppo dei focolai interni in un paio di zone soprattutto che stanno mettendo in allerta ancora i vigili del fuoco, che stanno intervenendo con più squadre, quindi non solo quella di Verona, ma colleghi di Padova, colleghi di Bardolino, colleghi di Caldiero, insomma varie unità del Veneto che sono intervenute. La situazione, come le stavo anticipando, è ancora di allerta, perché la struttura così imponente non permette di arrivare all'interno della stessa con tutti gli idrovori, e non si vuole mettere nemmeno a repentaglio l'incolumità e la sicurezza degli stessi vigili del fuoco, per cui dagli ultimi dati che arrivano probabilmente sarà necessario abbattere alcune strutture, alcune situazioni che non permettono appunto di arrivare vicini ai due focolai. Certamente le temperature all'interno saranno poi ancora elevatissime, Sindaco. Noi leggiamo che questa notte proprio lei insieme alla polizia locale guidata dal comandante Gabriele Furia, mi dica lei come si pronuncia correttamente, Furia, hanno aperto la centrale operativa di controllo, il COC. Dunque avete aperto stanotte in coordinamento, leggiamo, con Protezione Civile, Carabinieri, Vigili del Fuoco naturalmente, ARPAV e Servizio di Prevenzione dell'ULSS 9, perché poi c'è il fronte dell'inquinamento. Certo, l'abbiamo ritenuto necessaria l'apertura del COC, e in collaborazione, in sinergia con tutti gli enti, con tutte le realtà che lei prima ha ricordato, anche per l'attenzione al tema riconducibile alla salute e all'aspetto sanitario per i nostri cittadini, che fino ad oggi, per i dati che sono arrivati dall'ASL competente e di ARPAV, rientrano ancora all'interno dei parametri di tollerabilità da un punto di vista di salute. Quindi questo ci tranquillizza i cittadini, nonostante l'odore e i fumi che arrivano sono di forte intensità, soprattutto nelle vicinanze. Li stanno monitorando continuamente perché l'ARPAV è ancora vicina al luogo e dovrebbero avere dei dati ulteriormente aggiornati oggi pomeriggio. Fino ad ora, ecco, l'ordinanza e le attenzioni comunque, l'ordinanza prima che richiama le attenzioni poi ci devono essere, perché abbiamo per prudenza detto ai cittadini di uscire con le maschere, con le FFP2, di rimanere
più possibile in casa con le finestre chiuse ed evitare tutte le attività che non sono necessarie all'aperto. Forse l'ASL interviene con un'ordinanza fra pochi minuti per limitare tutte le attività sportive all'aperto, soprattutto quelle vicine al luogo dell'incendio. Ecco, Sindaco, appunto questa raccomandazione va confermata, diciamo, ai cittadini. Vedo che anche ai lavoratori delle ditte limitrofe è stato consigliato questa mattina, così riportano i comunicati che ci sono stati inviati, consigliato sempre dai Vigili del Fuoco di evacuare uffici e capannoni in via precauzionale, le risulta? Sì. Le aziende, le industrie limitrofe vicine alla struttura che si è incendiata sono state chiuse, c'è stata una raccomandazione, poi addirittura una chiusura per quelle nelle immediate vicinanze perché stanno crollando, stanno collassando le strutture della ditta, dell'azienda interessata, e quindi ci sono dei pericoli anche per coloro che lavoravano vicini. Senta Sindaco, immaginiamo che anche sul fronte della circolazione ci siano tutti naturalmente i divieti, tutte le cautele del caso. Ha notizie del dipendente ferito? No, ecco, quello mi manca. Io l'ho appreso dagli organi di stampa, dei media, e non conosco la situazione reale dal punto di vista sanitario dell'operaio interessato. Porterò l'attenzione oggi pomeriggio anche su questo tema. Certamente. Siamo stati così interessati da molti altri che non ho avuto il tempo di Lo immaginiamo Sindaco, perché mentre lei sta parlando stanno scorrendo ancora le immagini davvero di questo incendio devastante. Sindaco, che realtà è questa per il vostro territorio? È una realtà importante, se lei pensa che sono occupati 250-300 lavoratori, quindi è un dramma anche da un punto di vista sociale, lavorativo. È un'azienda molto qualificata e stava anche per il prossimo futuro pensando a ulteriori espansioni ed investimenti. È un'azienda che in questo momento ha un'importanza enorme anche proprio per lo sviluppo e per il territorio. Purtroppo questo dramma, questa situazione si ripercuote sulla stessa azienda, sugli stessi titolari, ma anche su queste 200-300 famiglie che sono purtroppo interessate da questo dramma, e certo, comprendiamo tutte le difficoltà del momento, soprattutto in questo momento che è già difficile a livello sociale, a livello lavorativo, a livello economico. Quindi certamente, fin dalle prossime ore si dovrà cercare di affrontare anche questo tema, lei dice, naturalmente, perché qui ci sono operai che restano a casa. Certo. Vedremo allora come si evolverà anche da questo punto di vista la situazione, perché possiamo immaginare, insomma, dalle immagini che vediamo, che non ci sarà ovviamente una riapertura a breve. Lei ha idea, Sindaco, un'ultima cosa, percentualmente di quanta porzione di stabilimento sia andata devastata da questo incendio? Tutta, una parte? Si è riuscito a salvare qualcosa? Ma direi totale. È stato interessato l'intero stabilimento, non so che cosa si riesca a salvare. C'è una piccola ala a nord-est che tuttora si vede ancora, sembra integra, ma ritengo che invece la parte interna e comunque la situazione è tale che non ci sia nulla da salvare. Poi in questo momento è difficile anche dare una valutazione esatta di questo. Certamente, ed è una realtà, il salumificio Coatti, che ha solo questo stabilimento o ci sono altre sedi? Io non conosco la situazione complessiva dell'azienda, si è fatto investimenti in altre. Era una piccola azienda che era nata sulle colline della Valpolicella, che ha avuto la capacità di espandersi notevolmente. Penso che sia totalmente nel nostro territorio, quindi nella zona di Arbizzano.
però non so se poi abbia delle filiali, delle strutture magari di stoccaggio da altre parti. Questo. Certamente, tra l'altro dalle informazioni che abbiamo noi, ecco, questo salumificio gestito da 2 sorelle e un fratello con sede legale a Marano di Valpolicella ha superato i 120 milioni di fatturato, tra l'altro era in netta crescita rispetto ai 100 milioni dell'anno precedente, parliamo di dati 2021. Le notizie sono quelle che ci ha dato un po' lei. A scopo precauzionale i dirigenti scolastici hanno disposto che le finestre delle aule rimangano chiuse nelle scuole dei quartieri più a ridosso di Arbizzano e che gli alunni non effettuino, come diceva poco fa, attività all'aperto se non dotati di mascherine FFP2. L'attività di educazione motoria è consentita solo al chiuso, stabilimento, ecco, sito che occupa 170 lavoratori, per cui davvero diceva come diceva lei, insomma, un dramma sul dramma naturalmente sociale, oltre che quello che stiamo vedendo e quello che sta patendo il dipendente che è rimasto ferito. Sindaco, io la ringrazio moltissimo di questo collegamento, delle delucidazioni che ci ha dato e del suo impegno. La lasciamo lavorare perché immaginiamo che purtroppo siano tante le cose da fare in queste ore. Grazie ancora. Grazie a lei, grazie a voi, grazie agli ascoltatori. Buona giornata e buon lavoro. Grazie altrettanto, grazie a Roberto Grison, sindaco di Negrar di Valpolicella, con cui abbiamo fatto il punto sul devastante incendio. Avete rivisto le immagini che ha colpito il salumificio Coati di Negrar di Valpolicella. Dunque se avremo ulteriori aggiornamenti naturalmente nel corso della mattinata, anche riguardo a quelle che sono le disposizioni dell'azienda sanitaria, del servizio di prevenzione, ovviamente ve le forniremo. Andiamo avanti con altra cronaca ancora. Ieri sera nella chiesa di Maerne di Martellago c'è stata la veglia di preghiera e di speranza naturalmente per Angelo Zeni, il 60enne disperso dopo un altro fenomeno davvero mostruoso che abbiamo visto con immagini impressionanti, il terremoto in Turchia. Alla cerimonia c'erano ieri sera i cittadini, i sindaci delle 2 comunità coinvolte, la protezione civile e anche una famiglia turca che vive da anni proprio a Martellago. Vediamo. Conosce la famiglia di Angelo? Ci ha avuto proprio a che fare direttamente? In che modo? Sì, io ho conosciuto Patrizia durante il periodo del terremoto in Emilia, che con la sua generosità ha fornito indumenti e sussidi per i nostri concittadini e i nostri compaesani giù emiliani. Una persona veramente squisita, e di cui non c'è niente di cui... Cosa si sente di dire a Patrizia che magari ci ascolta? Dico a Patrizia, non perdere la speranza, siamo uniti a te con il pensiero, cerchiamo di sostenerti in questa serata con la preghiera e spero che sicuramente i colleghi che abbiamo lì nel territorio svolgano al meglio le attività di ricerca, ci riportino tuo marito qui insieme a noi quanto prima. È un momento in cui ci raccogliamo insieme per condividere tanti sentimenti, tante preoccupazioni, ma per condividere anche la fede, la fiducia, la speranza. L'importanza della comunità si è vista oggi presenti, la protezione civile che sappiamo stanno operando in Turchia e in Siria veramente in molti, e avere la famiglia turca non me l'aspettavo, è un amico, l'abbiamo conosciuto in questi anni del mio mandato e mi ha fatto piacere che ha sentito il bisogno di condividere con noi questo momento. Ma noi abbiamo fiducia nel Signore, ma abbiamo fiducia anche nella bontà, nella generosità di ogni uomo e di ogni donna di questo mondo. E nessuno rimane insensibile e tutti, per quello che possiamo, diamo la nostra presenza e il nostro contributo. Siamo qua per pregare per tutta la gente, tutto il mondo. I vostri concittadini, ma anche il povero Angelo. Tutti, per noi non c'è differenza di
di una persona, di un'altra, tutti uguali, siamo tutti uguali. Cosa si sente di dire anche alla famiglia di Angelo che sta aspettando di ricevere buone notizie? Tenere duro e speranza che trovano presto, che non è di là in casa, magari era fuori, non è quell'albergo là, ma albergo ho saputo che è andato giù anche all'albergo. E spero che è fuori, perché caos c'è, i telefoni non tanto funzionano, non tanto non funzionano. Spero magari fuori, magari sta aiutando la gente, e spero che si trova. Il sentimento di cui parliamo è la speranza di vedere una persona che manca ancora qui con noi, quindi questo è il motivo per cui principalmente sono qui. Fin qui dunque la veglia di preghiera a Maerne in attesa di eventuali notizie dalla Turchia. Vedo collegata in diretta invece per tutt'altra vicenda dal Tribunale di Padova la collega Valentina Visentin, perché oggi è la giornata in cui il giudice dovrà esprimersi sull'eventuale rinvio a giudizio dei due indagati nel caso dei tamponi rapidi. Avrete presente uno degli strascichi di questa pandemia. Valentina, buongiorno e a te la linea. Sì, buongiorno, ci troviamo davanti al Tribunale di Padova, i due imputati, anzi l'unico imputato che è presente oggi è il microbiologo trevigiano Roberto Rigoli, assente invece l'altra imputata, la dottoressa Patrizia Simeonato, all'epoca dei fatti direttore generale di Azienda Zero. L'inchiesta, come ricordavi tu Lina, è quella dei tamponi rapidi, partita dopo un esposto fatto dal direttore della microbiologia di Padova Andrea Crisanti, che contestava lo screening e i test fatti sui tamponi prima di utilizzarli per lo screening e il monitoraggio dei contagi di Covid-19 nelle fasi più cruciali della pandemia. La prima parte dell'udienza preliminare si era svolta qui in Tribunale a Padova lunedì. Dopo 7 ore il giudice ha rinviato la decisione ad oggi e infatti dopo una Camera di Consiglio speriamo di avere oggi il risultato, ovvero se il professor Rigoli e la dottoressa Simeonato verranno o meno rinviati a giudizio. Le accuse che vengono contestate a loro sono falso ideologico e turbata libertà di scelta del contraente. Perché? Perché nel mirino di questa indagine ci sono ovviamente i tamponi rapidi della ditta Abbott. La difesa di due imputati sostiene che erano tenuti solo a fare un'indagine tecnica del prodotto, perché nel kit del tampone aveva già la certificazione presente nel bugiardino che lunedì è stato anche letto in aula. Mentre l'accusa sostiene che doveva essere fatto uno screening più puntuale, doveva essere testato prima di comprare quel lotto famoso di tamponi per circa 2 lotti addirittura, uno di 900.000 euro e l'altro di 1.260.000 euro. Quindi doveva essere effettuato un test più preciso come richiedeva il bando della Regione. Queste le accuse, vedremo dopo la Camera di Consiglio cosa deciderà il giudice, se rinviare o meno a processo i due imputati. Presente, come vi dicevo, ed è entrato pochi minuti fa il professor Roberto Rigoli. Vi terremo aggiornati in tutte le edizioni dei nostri telegiornali. Intanto dal Tribunale di Padova è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie Valentina, grazie naturalmente, come dicevi, se avrai aggiornamenti siamo pronti a riceverli per capire come procederà a livello giudiziario questa vicenda che sappiamo ha costituito uno oggetto di scontro anche politico. Ora, tra poco probabilmente riusciremo a collegarci anche con Mestre proprio per la giornata del ricordo, come vi anticipavo poco fa. Intanto noi andiamo avanti con la cronaca, ce n'è molta in questa
giornata. Sono state trovate tracce organiche, rimaniamo nel Padovano, sull'auto del presunto pirata della strada che ha investito e ucciso il bancario Fabrizio Copetti lunedì sera proprio in città. Nei prossimi giorni il confronto con il DNA prelevato durante l'autopsia. La risposta finale arriverà dal DNA. La polizia scientifica della questura di Padova, dopo aver effettuato i rilievi sull'auto del presunto pirata della strada Michele Salmaso, dovrà comparare le tracce di sangue trovate sul parabrezza della sua Citroen C1 con il DNA di Fabrizio Coppetti, il 55enne bancario investito lunedì sera alla rotonda tra via del Plebiscito e via Avanzo all'Arcella e morto poco dopo in ospedale. Il pubblico ministero che coordina le indagini aveva incaricato nelle scorse ore i poliziotti della scientifica di analizzare attentamente l'auto ammaccata individuata dalla polizia locale e appartenente al 58enne Michele Salmaso. Ieri si è svolta l'autopsia sul corpo del bancario, morto per i vasti traumi al volto e alla testa. Sono stati così prelevati i campioni di tessuto che verranno comparati con le tracce trovate sull'auto. I risultati dell'autopsia si conosceranno tra circa 60 giorni, mentre nelle prossime ore i familiari decideranno la data dei funerali che potrebbero essere celebrati nel paese d'origine di Coppetti, la cui famiglia è di Gemona del Friuli. Intanto il presunto investitore Michele Salmaso, residente a Ponte di Brenta, potrebbe essere sentito in procura per fornire la sua versione dei fatti. Ai nostri microfoni l'uomo aveva dichiarato di essere convinto di aver travolto un cartello stradale e di essersi fermato a verificare. I vigili sono risaliti alla sua auto confrontando tutte le targhe riprese dalle telecamere della zona nell'orario dell'incidente. Abbiamo poco fa parlato dello spaventoso incendio di Negraro. Un altro incendio violento si è verificato nella notte, in questo caso nel Vicentino. Le fiamme hanno avvolto un capannone che conteneva degli attrezzi agricoli. Vediamo. Sarego, incendio nella notte di un capannone ad uso agricolo in via Meledo. Nessuna persona però è rimasta ferita. Poco dopo mezzanotte è giunta la segnalazione nella centrale operativa dei pompieri che hanno fatto convergere le squadre da Vicenza e Arzignano. L'edificio conteneva trattori e attrezzature per la viticoltura e all'arrivo dei vigili del fuoco le fiamme l'avevano già avvolto per la metà, ma si è riusciti ad impedire che venisse distrutta l'intera struttura. I danni sono ingenti, anche la copertura è stata danneggiata. L'intervento è stato completato verso le 5. Sul posto anche i carabinieri per esaminare le cause dell'innesco. E sempre nel Vicentino, un pregiudicato con precedenti per rapine e accoltellamenti, da poco uscito dal carcere, è stato espulso e scortato al centro di permanenza di Bari. Un 26enne di nazionalità marocchina, da poco scarcerato dalla casa circondariale di Vicenza, dove era detenuto per gravi reati, in considerazione del suo profilo criminale e dei precedenti a suo carico, è stato scortato dagli agenti della polizia al centro di permanenza per i rimpatri di Bari. L'uomo era già stato destinatario della misura della visorale emesso dal questore, noto alle forze dell'ordine per essere stato più volte denunciato e arrestato. A Pederoba aveva provocato gravi lesioni a un connazionale colpendolo con un coltello e con calci e pugni, poi arrestato perché assieme ad un complice, entrambi travisati, avevano costretto con violenze e minacce il conducente di un'auto a consegnare il denaro e il cellulare, e nel 2016 era stato arrestato a Modena per aver messo a segno una rapina in un supermercato. Scortato al centro di permanenza, verrà nelle prossime settimane imbarcato su un volo per il paese d'origine. Con la cronaca andiamo a Venezia con una notizia da poco battuta dalle agenzie. Un ragazzo di 14 anni che frequenta la prima classe in un istituto scolastico di Venezia, quindi parliamo di scuole medie, è finito all'ospedale per aver ingerito 30 pastiglie dopo aver subito atti di bullismo. Davvero una di quelle notizie che non vorremmo mai riportarvi o leggere. Il fatto è accaduto il 24 gennaio scorso, lo riporta La Stampa, nella fattispecie il Corriere del Veneto di oggi, nel convitto della scuola frequentato dagli alunni che abitano fuori sede. Ora il giovane, ricoverato all'ospedale di Mestre, è fuori pericolo, ma l'istituto, sulla base delle sue parole, ha preso dei provvedimenti. Vediamo ulteriori cose. Per prima cosa è stato indetto un consiglio di classe per parlare del gesto dell'adolescente. Il
giovane ha riferito che a scuola nel convitto dove dorme con alcuni compagni di classe veniva sistematicamente preso in giro e isolato. Era stato spostato in un'altra stanza. Ancor prima del gesto del ragazzo 4 alunni erano stati sospesi per 10 giorni per aver tenuto in classe comportamenti non adeguati. Addirittura un professore era stato chiuso dentro l'aula da alcuni studenti, azione che ha fatto partire delle note collettive. Quindi davvero una situazione molto difficile, in seguito alla quale questo ragazzo di appena 14 anni ha compiuto un gesto che poteva davvero costare caro. Fortunatamente ora è fuori pericolo. Rimaniamo nell'ambito dei ragazzi giovani, perché una squadra di calciatori amatoriali ha rincorso e contribuito a bloccare, a far arrestare dai carabinieri un ragazzo sorpreso a rubare degli oggetti e dei portafogli negli spogliatoi della struttura sportiva in cui era in corso proprio una seduta di allenamento. Il fatto è accaduto a Montebelluna, siamo dunque nel Trevigiano, con l'uomo pregiudicato per reati contro il patrimonio che è stato poi rinchiuso in carcere a Treviso. Andiamo sul sito del Gazzettino ora per vedere quali notizie riporta. In primo piano lo vedete, Longarone, Safilo, tra la protesta a Sanremo e l'unità di crisi in arrivo, spunta un'azienda del lusso pronta all'acquisto. Vediamo nella fotografia riportata dal Gazzettino il conduttore di Sanremo Amadeus insieme a Roberto Padrin, che è sindaco di Longarone, presidente della provincia e che evidentemente ha fatto parte di questa delegazione. Da Mestre il malore, il primo giorno di lavoro all'Ins di Dese, muore a 30 anni dopo 48 ore di agonia. Un'altra storia terribile di morte per un malore improvviso sul posto di lavoro, in questo caso il primo giorno, ma lo stesso Gazzettino ricorda la vicenda accaduta invece nel Padovano con un 58enne che all'ultimo giorno di lavoro, in quel caso quando era tutto pronto per la sua festa pre-pensione, è stato stroncato anche lui da un malore. Ancora Sanremo, che ha parlato veneto e nel vero senso della parola con la pallavolista Paola Egonu. Nel suo monologo a Sanremo ha parlato di razzismo, anche se sappiamo che questo famoso monologo era stato oggetto di polemiche fin prima che venisse pronunciato e proclamato. Allora, perché sono così? Perché sono io, ha detto la Egonu, lo ricordiamo, lei è originaria di Cittadella. Ha parlato proprio in dialetto veneto la pallavolista, che è stata anche stella dell'Imoco di Conegliano, e ottenendo un'ovazione dal pubblico per questa sua partecipazione al festival, quindi davvero tanto veneto nel festival di ieri sera. Poi c'è un caso curioso riferito sempre al festival di Sanremo nel Feltrino, con il parroco social Don Claudio. Ferragni a Sanremo contro ogni tentazione della carne, questa immagine della Ferragni con il suo vestito nude look, diciamo. Questa è l'opinione di Don Claudio, naturalmente ha provocato una pioggia di reazioni. Ecco, anche il Gazzettino riprende questa vicenda del ragazzino bullizzato dai compagni che ha ingerito 30 pastiglie e poi il caso davvero sconcertante di una donna uccisa dall'amianto, siamo a Venezia, perché abbracciava il padre con la tuta da operaio, ditta condannata a risarcire 700.000 euro. A Mira invece il caso di Cecilia, 12 anni, che lo ricorderete, morì in un incidente in barca con il papà. Lui accetta il patteggiamento, esco sconfitto, ma possiamo immaginare cosa possa aver patito su molti fronti, su molti livelli questo papà. Fin qui dunque il Gazzettino, vediamo se c'è qualche collega pronto per il collegamento in questo momento. Non ancora, allora noi andiamo avanti. Torniamo al caso a questo punto dell'omicidio di Isabella Noventa nel Padovano, perché Freddy Sorgato era a Marghera il giorno dopo il delitto di Isabella. A rivelarlo sono i tabulati telefonici.
Freddy Sorgato il 17 gennaio 2016 era a Marghera, il suo cellulare ha agganciato per alcune ore le celle telefoniche della zona dove lo scorso 30 gennaio è stato rinvenuto uno scheletro. La trasmissione Chi l'ha visto ha divulgato i tabulati telefonici dell'ex camionista di Noventa padovana in carcere da 7 anni insieme alla sorella Deborah e alla tabaccaia Manuela Cacco per l'omicidio di Isabella Noventa, la segretaria di Albignasego, sparita nel nulla la notte tra il 15 e il 16 gennaio del 2016, il cui corpo non è mai stato ritrovato. Il fatto che Freddy fosse a Marghera il giorno dopo l'omicidio della donna riaccende le speranze che quelle ossa ritrovate lo scorso gennaio possano essere le sue. Freddy conosceva quel luogo di Marghera, una zona industriale vicina dei depositi di carburante per il suo lavoro di autotrasportatore, e poi la datazione dello scheletro fatta dall'anatomopatologo che stima la morte a 7 anni prima. Pare strano però che Freddy possa aver gettato il cadavere di Isabella a ridosso di una strada, anche se in un luogo piuttosto abbandonato. Un altro particolare che non coincide sono le scarpe indossate dallo scheletro, un modello di Vans color verde taglia 38, mentre Isabella Noventa calzava il numero 35-36 e la notte del delitto vestiva scarpe color nero. La risposta la potrà dare solo la comparazione del DNA disposto dalla procura. Dopo questa svolta si riaccende dunque la speranza per Paolo Noventa, il fratello di Isabella, che non ha mai smesso di cercare la sorella in questi anni, o quantomeno il corpo di Isabella. Ci colleghiamo allora con la collega Chiara Gaiani, che è proprio con Paolo Noventa, con lei naturalmente l'altro collega, l'operatore Federico Cibotto. Chiara. Buongiorno ai telespettatori. Abbiamo raggiunto a Maserà di Padova Paolo Noventa, il fratello di Isabella. Il ritrovamento di queste ossa in Viale della Chimica a Marghera riaccende le speranze di tutta la sua famiglia, forse anche di sua mamma che la sta vedendo dal cielo. Sì, riaccende molto le speranze perché ci sono molti dati che sono compatibili. Io spero vivamente di ritrovare il corpo di mia sorella e di poterlo mettere vicino alle spoglie di mia madre. Ecco, lei ha detto che ci sono, se lei potesse vedere le arcate dentali di sua sorella, lei riuscirebbe a capire se sono davvero quelle di Isabella. Beh, sicuramente sì, però devo rispettare anche la procura che deve fare il suo percorso. Ovvio che se avessi una fotografia del teschio dell'arcata dentale riuscirei a riconoscere subito, perché io sono odontotecnico, per cui... Ecco, che cosa le ha fatto davvero riaccendere le speranze? All'inizio si era detto scarpe con un numero diverso rispetto a quello di sua sorella, però in realtà quella insomma è una zona dove tanti gettano dei rifiuti. Che cosa le fa così riaccendere la speranza, Paolo? All'inizio mi avevano detto delle scarpe, però sono venuto a conoscenza che non erano indossate quelle scarpe, erano vicine. Di conseguenza mia sorella portava un numero completamente diverso, avevo dato per scontato che non era lei. Dal momento che le scarpe non le aveva indossate e poi il giorno successivo all'omicidio Freddy era proprio in quella zona e le celle telefoniche, si era agganciato a quelle celle telefoniche, per cui... E poi di domenica in quella zona non c'era nessun motivo che lui fosse là. Evidentemente aveva uno scopo. Ascolta, un'ultima domanda. Sua mamma Ofelia è morta 3 anni fa, fino all'ultimo ha invocato sua sorella. È proprio grande insomma il vostro desiderio di ritrovare le spoglie, i resti mortali, quel che resta di Isabella. È grande, era ancora più grande prima, quando era viva, perché era mia madre che ci teneva moltissimo a ritrovare il corpo. Io l'unica cosa, spero solo di trovarla per poterla mettere vicino e chiudere questo cerchio che è abbastanza logorante. Ecco, non so se ci sono altre domande da studio, altrimenti io ringrazio davvero di cuore Paolo Noventa per essere stato con noi e da Maserà restituisco la linea.
Ringrazio entrambi, Chiara, grazie al tuo ospite di cui come sempre si percepisce purtroppo il grande dolore che ha accompagnato questa famiglia in questi anni. Dovremmo essere in collegamento, eccola, la vedo in diretta, con Ilaria Marchiori da Mestre per il giorno del ricordo. Ci sono celebrazioni in tutto il Veneto in questa giornata. Buongiorno Ilaria, buongiorno ai tuoi ospiti. Buongiorno Lina, buongiorno ai nostri telespettatori. In questo momento sì, come hai detto, ci troviamo a Mestre perché al teatro che vedete alle mie spalle si è svolta una rappresentazione da parte dei ragazzi delle scuole di cui vi parleremo a breve. Ma vi presento subito i miei ospiti. Abbiamo la Presidente del Consiglio Comunale di Venezia Ermelinda Damiano e poi Alessandro Cucchi, il Presidente del Comitato di Venezia dell'Associazione Nazionale Giulia e Dalmazia. Giorno del ricordo, adesso siamo a Mestre, ma la cerimonia questa mattina era a Marghera, nel luogo simbolo. Sì, Marghera ormai è un luogo simbolo in Piazzale Martiri delle Foibe. E quest'anno poi era il ventennale dell'intitolazione, che è stata fatta appunto 20 anni fa, nel 2003, l'anno prima rispetto alla legge del giorno del ricordo. Questo significa che il Comune di Venezia è stato tra le prime istituzioni a essere attenta a queste tematiche, ancora prima del giorno del ricordo. Oggi abbiamo fatto una bellissima cerimonia con la partecipazione di varie realtà, tra cui anche mi piace mettere in evidenza le scuole, perché l'Istituto Comprensivo Grimani di Marghera ha partecipato con alcuni ragazzi che hanno cantato appunto alcuni brani musicali e hanno recitato anche alcune poesie. Il rapporto col mondo della scuola per noi è una grande priorità e quindi è veramente significativa questa cosa. E quindi per noi è cominciato già da alcuni giorni un calendario molto ricco, grazie anche al Comune di Venezia, perché ormai non è più il giorno del ricordo, è il mese del ricordo, perché abbiamo circa 40 iniziative che si sviluppano per tutto il mese di febbraio e anche i primi giorni di marzo. Quindi è ormai una istituzione fondamentale nel territorio veneziano. È importante ricordare ma raccontare, e farlo attraverso i ragazzi e le nuove generazioni lo è ancora di più, proprio per non dimenticare. Una rappresentazione toccante quella qui al teatro con i ragazzi, la rappresentazione di Passi, dicevamo. Sì, uno spettacolo appunto dedicato alle scuole, ma questa sera ci sarà anche una replica per la cittadinanza. Devo dire uno spettacolo molto forte che ha ripercorso la tragedia delle foibe dell'esodo giuliano-dalmata anche in aspetti che sono poco conosciuti o esplorati. Ringraziamo ovviamente l'Istituto Gritti presente questa mattina, poi ci sarà un altro spettacolo al Momo con lo Stefanini. Insomma, come diceva Alessandro, uno degli obiettivi delle nostre priorità è quello di parlare ai giovani e alle nuove generazioni. È un modo per mantenere vivo il ricordo, e se parliamo delle foibe soprattutto per ridare giustizia in qualche modo anche a tutti coloro che sono stati costretti ad abbandonare la propria terra e le loro case, e anche coloro che sono morti in condizioni atroci. È un modo anche per avere dei cittadini e degli adulti consapevoli, rispettosi e responsabili. Che cosa bisogna insegnare ai giovani d'oggi? Intanto è importante recuperare la pagina di storia che chi ha fatto la scuola negli anni 80-90 non ha potuto nemmeno conoscere. Quindi e mettere in evidenza che questa pagina di storia non è un elemento locale collegato con il confine orientale, è una pagina di storia nazionale a tutti gli effetti, anche perché gli esuli sono andati in tutte le regioni d'Italia e anche all'estero. Quindi noi abbiamo contatti e collegamenti con tutte le regioni, faremo proprio una delle iniziative collegate con il giorno del ricordo, sarà un incontro in streaming sul giorno del ricordo in Sicilia, e questo significa che a tutti gli effetti è una pagina di storia nazionale. Le iniziative, come avete sentito, continueranno per tutto il mese di febbraio. Ringrazio la Presidente Ermelinda Damiano, il Presidente Alessandro Cucchi, e qui da Mestre restituisco la linea allo studio. Grazie Ilaria, grazie ai tuoi ospiti, buon lavoro. Questo è un tema che riprenderemo tra pochissimo, da cui ripartiremo. Ora ci dobbiamo fermare per qualche istante di pubblicità, tra poco.
Eccoci di nuovo in diretta, prima edizione di Antenna 3. Saluto e ringrazio per la sua presenza l'ospite che mi ha raggiunto in studio, il senatore Andrea Martella. Buongiorno e ben ritrovato. Buongiorno a lei e a tutti i telespettatori. In presenza oggi perché ci sono anche tanti temi da commentare. Segretario del Partito Democratico del Veneto, naturalmente. Abbiamo visto poco fa il collegamento da Mestre per il giorno del ricordo. Senatore, è ancora il dramma delle foibe è un tema che divide. Abbiamo visto anche nei giorni scorsi lo scontro in Consiglio regionale. Come mai secondo lei non si riesce, anche se sentiamo sempre di più, sono gli appuntamenti, gli eventi in calendario nelle varie località, non si riesce a smettere di discutere su questa tematica? Ma io penso che bisognerebbe avere la forza e la capacità di costruire una memoria condivisa del nostro Paese e di considerare alcuni eventi, questo tra i più tragici della Seconda Guerra Mondiale, come delle tragedie che non debbano più ripetersi. Ricordo che il giorno del ricordo fu appunto istituito per legge, quindi la nostra Repubblica lo riconosce e su questo deve fare in modo di costruire una coscienza condivisa. È stata una delle tragedie più orribili. E quindi anche in questo momento io voglio ancora una volta rivolgere la mia solidarietà ai familiari delle vittime, degli esuli, a tutti quelli che in quel periodo subirono sopraffazioni, violenze, morte. E penso che dovremmo impegnarci davvero tutti, al di là delle contrapposizioni ideologiche, a trovare una memoria condivisa e a fare in modo tutti quanti che giorni come questi, che tragedie come queste non si ripetano mai più e che giorni come questi servano invece per ricordarli. Tra l'altro è una vicenda storica che non fosse che per vicinanza anche geografica colpisce molto il nostro territorio, è stata vissuta e forse anche poco raccontata da chi ha dovuto patire l'esodo, da chi è riuscito ad andarsene, a rientrare in Italia. Non c'è dubbio, ha colpito da vicino il nostro territorio e tante persone, tante famiglie che di questo territorio erano figlie. E quindi noi anche per questo dobbiamo ricordarlo e dobbiamo avere sempre la consapevolezza che non è possibile costruire un futuro migliore se noi non ci ricordiamo il passato. Ed è per questo che questi eventi devono rimanere scolpiti nella nostra memoria e nella nostra coscienza. Senta, sul fronte politico invece è stata una settimana ricca di tante cose. Le chiedo subito un commento sulla decisione del ministro Nordio di confermare il 41 bis per l'anarchico Cospito, di cui avevamo già parlato nei giorni scorsi. Se ne è dibattuto a lungo, ci sono state, l'abbiamo visto, manifestazioni, proteste un po' dappertutto, scritte anche qui nel Trevigiano. Ora una decisione che conferma sostanzialmente quello che era l'indirizzo che poi la Premier Meloni aveva dato in questo senso. Sì, a me non sorprende di questa vicenda tanto il fatto che il ministro Nordio, esercitando le proprie prerogative e competenze, abbia confermato il regime del 41 bis, ma mi sorprende che questa vicenda sia diventata oggetto di un scontro politico creato strumentalmente dalle forze della destra e che di fatto ha reso il nostro Paese più vulnerabile rispetto alla mafia e al terrorismo. E mi ha sorpreso molto che sia stato tacciato il Partito Democratico tra le forze politiche che non potevano avere una qualche vicinanza a forme come quelle che ho ricordato, quando insomma nel nostro DNA, nel DNA del Partito Democratico, c'è la lotta alla mafia, basterebbe ricordare un po' di personalità, e la lotta al terrorismo, basterebbe ricordarne delle altre. Quindi io voglio dire una cosa con chiarezza, il 41 bis non va messo in discussione, è un istituto che è servito poi nei casi, e che serve nella lotta alla mafia e nel terrorismo. Poi nei casi specifici sono i giudici e il ministro a prendersi le proprie responsabilità. In questo caso hanno deciso così. Io penso che bisognerà fare in modo comunque che lo Stato vigili anche sulla salute di questo detenuto come di tanti altri.
È stata politicamente una settimana impegnativa per Giorgia Meloni, l'abbiamo vista in questo momento sta parlando in diretta video perché sta incontrando la stampa a Bruxelles, abbiamo visto che sullo scenario europeo l'Italia si sta in qualche modo ricollocando secondo quelle che sono le posizioni evidentemente del nuovo governo. La guerra in Ucraina ha obbligato anche ad alcune decisioni, ma insomma vediamo che questo gelo, questo rapporto di presa di distanza in qualche modo di Meloni con il presidente francese sta rafforzando da una parte naturalmente un asse che comunque non si discute, quello franco-tedesco, però vediamo che l'Italia ha un ruolo marginale in questo momento, o quantomeno esterno a quello che poi è il cuore delle decisioni in Europa. Cosa ne pensa? Direi di sì, mi sembra che si stia creando un cerchio più stretto nell'ambito delle decisioni europee di cui l'Italia rischia di essere fuori, da cui rischia di essere fuori, e purtroppo è un fatto negativo per il nostro Paese, ma è la conseguenza dell'isolamento in cui si è messa la Meloni, che probabilmente si è resa conto che la realtà è più complicata di come la raccontava, ma le conseguenze che il nostro Paese rischia di pagare sono più grandi di quelle che erano delle cose raccontate in campagna elettorale. Ora l'Italia, fino a quando c'era il governo Draghi, stava insieme a Scholz e Macron. Oggi questo non è avvenuto e questo è un indebolimento del nostro Paese, soprattutto vuol dire che i nostri partner europei non si fidano fino in fondo di Giorgia Meloni per quanto riguarda l'europeismo e l'atlantismo, e quindi anche l'impegno verso l'Ucraina. E questo, diciamo, dovrebbe essere un aspetto che tutti quanti viviamo seriamente, perché sull'europeismo e sull'atlantismo si fonda la nostra politica internazionale. Probabilmente un'altra chiave di lettura invece per i sostenitori di questo governo potrebbe essere quella che questa presa di distanze va nell'ordine di cose di ridare un'autonomia che l'Italia in qualche modo aveva perso nell'ambito europeo, un ruolo, una capacità di decidere da sola che forse aveva perduto. Ma io non condivido assolutamente questa osservazione, perché l'Italia è più forte se ha un ruolo strategico in Europa, e ricordo che l'Italia è il paese che ha avuto più risorse per il Next Generation EU, e cioè ha avuto una credibilità, e stare fuori dall'asse franco-tedesco, il fatto che non ci sia l'Italia è qualcosa di negativo. Mi ricorda quello che è già avvenuto in passato, basterebbe riandare al 2011, a Berlusconi, alla Merkel, a quel periodo, per non averne, come dire, un giudizio positivo. L'Italia è più forte se sta in Europa, e soprattutto se fa in modo che l'Europa abbia delle posizioni di solidarietà, di politiche economiche e sociali comuni. Senatore, apriamo una parentesi sul tema degli infortuni sul lavoro, perché vedo collegata in diretta da Treviso la nostra collega Anna De Roberto con degli ospiti per fare il punto sulla tragedia che ha colpito una famiglia, quella di Andrea Soligo, morto un anno fa, un giovanissimo lavoratore morto un anno fa. A te la linea, Anna. Sì, Lina, buongiorno a te telespettatori. Il punto che purtroppo dobbiamo fare è una seconda tragedia, perché il caso della morte di Andrea Soligo, l'hai ricordato tu, morto a 25 anni mentre stava salendo su una scala ad un'altezza di circa 4 metri, è stato chiuso, il caso è stato chiuso, è arrivata l'archiviazione a dicembre. Siamo qui in compagnia della moglie Giorgia, buongiorno Giorgia, degli avvocati Fabio Capraro e Marco Bonazzi che stanno sostenendo la famiglia. Io partirei proprio da Giorgia, perché di suo pugno ha scritto una lettera al Presidente della Repubblica e al Ministro Nordio per chiedere la riapertura del caso, riapertura che ovviamente gli avvocati come istanza hanno già presentato. Partirei da Giorgia, Lina. Allora Giorgia, tu non ti arrendi, questa archiviazione non può essere. Non può essere, ci sono tante cose che non tornano e deve esserci giustizia per Andrea, e soprattutto che esca la verità,
perché ad oggi ci sono troppe cose che non tornano e lui non merita questo, soprattutto i bimbi. Senti, tu ti sei rivolta al Presidente della Repubblica come padre, no? Il padre dei padri, il padre degli italiani. Io mi sono rivolta sia a lui che a Nordio per appunto chiedere un supporto, perché chi meglio di loro ci può aiutare. Io ho piena fiducia nei miei legali, mi stanno seguendo in ogni fase, però io più supporto c'è, più voce si dà a questa brutta storia. E la Penso sorella? che, spero soprattutto che venga data la vera voce e la vera giustizia che Andrea merita. Dove stai trovando il coraggio per andare avanti? Nei bimbi, perché hanno già perso il papà e non possono perdere anche me. Quindi devo farmi forza per loro. E siamo agli avvocati e voi sostenete Giorgia, la sua famiglia che è qui con noi, avvocato Capraro. Che cosa non torna in questa... Ma sono tante cose messe insieme che non tornano e forse certe cose sono un attimo sfuggite. Allora io col collega abbiamo fatto l'istanza di riapertura, abbiamo chiesto che vengano acquisiti dei documenti che non abbiamo rinvenuto nel fascicolo e abbiamo molta fiducia che la magistratura riesca a fare chiarezza su questa questione, su questa vicenda. Allora concretamente che cosa potrebbe succedere adesso? Potrebbe succedere che la Procura della Repubblica, se ritiene fondata la nostra richiesta, chiede la riapertura del caso. Allora, avvocato, voi avete allegato anche le 55 pagine di relazione dello Spisal. Sì, abbiamo allegato le 55 pagine che ha formulato lo Spisal, che ha esteso lo Spisal, dove viene messo chiaramente in evidenza tutti i punti che a quanto pare la Procura della Repubblica pare non aver nemmeno preso in considerazione e letto, o meglio letto con la dovuta lente, con la dovuta attenzione, perché come peraltro è stato rilevato anche dal nostro perito di parte, il dottor Festa, ci sono delle incongruenze, degli elementi delle distonie troppo evidenti che non sono state appunto considerate minimamente. Ecco Lina, vi voglio ricordare che questo fascicolo è passato nelle mani di 3PM, questo sicuramente ha creato diversi problemi e... disagi, indubbiamente, perché in modo che questo fascicolo passato da uno all'altro effettivamente può essere un attimo questo discorso aver creato qualche problema, ecco perché riteniamo che ora, avendo presentato istanza al procuratore della Repubblica di Vicenza, contiamo che venga tutto rivisitato in maniera più precisa, più puntuale. Ci sono dei piani di sicurezza che non c'erano, non erano presenti. No, ci sono dei piani di sicurezza in modo particolare quando vi sono due aziende che operano in un determinato cantiere, in un determinato posto, che non sono stati rinvenuti, non sono stati trovati e quindi ci sono delle falle, delle mancanze troppo evidenti che non sono state appunto prese in considerazione. Non si può fare la Ponzio Pilato, lavarsene le mani, perché è un caso scomodo, è un caso troppo importante. Noi con la massima fiducia, appunto, come è stato ribadito nella magistratura, si vuole semplicemente che venga tutto accertato e che passi attraverso il filtro di un dibattimento che permetterà assolutamente di fare chiarezza e di portare la verità in quello che è accaduto quel 5 gennaio del 2022 al povero Andrea Soligo. Ecco, insomma, siamo qui per chiedere che sia fatta giustizia. Lina, se avete qualche domanda da studio siamo qui a disposizione. No Anna, grazie a voi, poi sicuramente approfondiremo questo tema nel corso dei nostri telegiornali, grazie per questo contributo e anche per l'emozione naturalmente che danno le parole della Lina, giovanissima. purtroppo non riusciamo a sentirvi, io non riesco a sentire l'audio, quindi ci congediamo ovviamente nel telegiornale di questa sera, avrete tutte le dichiarazioni che abbiamo raccolto qui. Ci deve essere un dibattimento, deve esserci un dibattimento. L'accertamento della verità, esattamente. Nessuno vuole condannare nessun altro, però l'accertamento della verità comporta un processo vero e proprio con un dibattimento.
Ecco, a voi la linea qui dallo studio Capraro. Grazie, hai ripetuto le mie stesse parole. Grazie ad Anna De Roberto. Senatore, al di là del caso specifico che è complesso commentare, ce ne rendiamo conto, la magistratura avrà fatto le sue valutazioni e gli avvocati le loro contromosse. È chiaro che la morte sul lavoro di un giovane papà di 25 anni è sconvolgente e comprendiamo le istanze di questa giovane moglie rimasta sola che si è rivolta, abbiamo sentito, al Presidente della Repubblica e al Ministro Nordio. Ma le comprendo, le sue parole, le istanze, anche le comprendo con il massimo della vicinanza e della solidarietà di fronte ad un fatto che sconvolge la vita di una famiglia, di una moglie, di 2 figli piccoli. E quello che è certo è che fa bene a chiedere chiarezza, che ci sia la verità e si possa far luce su tutto, nel pieno rispetto ovviamente dell'autonomia della magistratura che svolge al meglio il proprio compito. Ma quello che è più incredibile è che ancora nel nostro paese, anche nella nostra regione, si continua a morire di lavoro, nel lavoro, sul lavoro, per andare al lavoro. È un fatto gravissimo. Noi dobbiamo aumentare la capacità di controllo. Bisogna aumentare la prevenzione perché possono avvenire, perché avvengono casi come questi, e dobbiamo aumentare anche la formazione di chi lavora. Il governo precedente era intervenuto con tutte delle risorse in più a favore delle regioni, a favore dei controlli e della prevenzione, e in Veneto bisogna fare molto. Bisogna procedere con le assunzioni, mettere più ispettori a disposizione, insomma fare in modo che questa, che è una tragedia incredibile, venga eliminata dall'agenda di un paese moderno. Senta, continuiamo a parlare di lavoro sotto un altro aspetto. Ieri al Festival di Sanremo era presente una delegazione della Safilo che sta naturalmente protestando, i lavoratori stanno protestando, le autorità, vediamo in questa foto se la regia ci fa vedere il sito del Gazzettino, Amadeus insieme a Roberto Padrin, sindaco di Longarone, presidente della provincia, quindi autorità del posto, lavoratori, sindacati stanno cercando di fare tutto quello che possono, e la presenza a Sanremo è stata una vetrina naturalmente su questa vertenza. Unità di crisi in arrivo, spunta un'azienda del lusso pronta all'acquisto, riporta il Gazzettino. Lei tra l'altro sul fronte proprio delle vertenze, delle crisi d'azienda, sta seguendo anche più scenari, più situazioni. Sì, ho seguito immediatamente anche la situazione che si è venuta a creare con la Safilo, ho subito preso contatti con i ministeri, presentato un'interrogazione, preso contatto con le organizzazioni sindacali, e qui bisogna avere la consapevolezza che non si può chiudere un sito produttivo che peraltro va bene e mandare a casa centinaia di persone. Anche questo non può succedere in un paese moderno, e per cui dobbiamo intervenire chiedendo un pieno coinvolgimento dei ministeri interessati affinché si costituisca al più presto un tavolo con l'azienda, con i rappresentanti dei lavoratori e con le istituzioni per salvaguardare il sito produttivo, perché poi a questo della Safilo ce ne sono collegati altri anche in Veneto. È un modello di sviluppo che rischia di essere il modello di sviluppo per cui si spreme tutto quello che si può a proposito del territorio, della manodopera, e poi si va via. È sicuramente qualcosa di inaccettabile, tanto più per un'azienda che funziona. Questa sera peraltro sarò invece ad occuparmi di un'altra crisi aziendale al Consiglio Comunale di Scorzè aperto per un'altra vertenza che riguarda l'Azco Nobel, un'impresa svedese che da un momento all'altro ha deciso di andarsene. Insomma, mi pare che le risposte del governo siano molto tiepide, mentre quella della politica industriale del nostro paese e nella nostra regione deve rimanere uno dei punti fermi attorno al quale costruire una politica di sviluppo.
Ci sono episodi sconcertanti, no? Quelli di aziende che da un giorno all'altro comunicano magari via mail il licenziamento ai lavoratori, e poi ci sono fatalità. Ne parlavamo poco fa con il sindaco di Negrar, dove c'è stato questo drammatico incendio, avrà visto al salumificio Coati ieri pomeriggio, stabilimento che occupa 170 lavoratori, andato praticamente distrutto. Anche questo sarà un fronte drammatico che si aprirà per il destino di queste famiglie. Senatore, io volevo sottoporle, anche se generalmente so che non si parla di casa d'altri, ma a Treviso ci sarà il congresso provinciale della Lega domenica. Chiederei alla regia di mettere in onda, se possibile, il servizio che abbiamo realizzato con le voci di uno dei candidati in corsa, Dimitri Coin, parlamentare tra l'altro come lei, e Roberto Marcato, assessore regionale, entrambi leghisti, per fare il punto sulla campagna elettorale in vista del congresso provinciale, in cui si sente anche un pochino il clima che si respira in casa Lega, e con Coin che smentisce la voce di un ritiro da questa corsa che era circolata a più riprese, l'ultima volta nelle scorse ore. Vediamo. Assolutamente non posso ritirarmi, anzi non voglio ritirarmi. Dimitri Coin commenta con queste parole le voci di un suo possibile ritiro dalla corsa alla segreteria provinciale della Lega quando mancano solo 3 giorni al congresso. Forse qualcuno sperava a un mio ritiro, ma visto il supporto che ho avuto in tutta questa fase, questo è assolutamente impensabile. Una smentita data praticamente per scontata solo qualche ora prima da un altro leghista, il padovano Roberto Marcato. Arrivati a questo punto diventerebbe incomprensibile il ritiro di uno dei 3. Una situazione che i militanti non capirebbero, ecco. E non abbiamo bisogno oggi di ulteriore confusione nel partito. Alla rinuncia di Giuseppe Paolin non ne seguiranno dunque altre, e proprio alle critiche di Paolin sulla campagna elettorale dei rivali, sui loro cosiddetti padrini, sulla caccia alle poltrone, Coin replica seccamente. Ognuno è libero di dire quel che vuole, se magari certe esternazioni anziché farle pubblicamente sulla stampa si facessero nelle nostre sedi opportune farebbero meno male e non contribuirebbero a staccare l'elettore dalla politica. Domenica la scelta sarà dunque tra Coin, Riccardo Barbisana e Luciano Dussin. Ingiusto, dice Marcato, parlare di una competizione tra 3 figure non importanti. Si tratta anzi di storici militanti, dice. Chiunque venga eletto è chiamato a contribuire a modificare la traiettoria fin qui percorsa. Abbiamo parlato di tensioni interne, abbiamo parlato di careghe, ma poco di temi. E il nostro elettorato ci ha punito con un ceffone sonoro che fa ancora molto male e che noi abbiamo il dovere di cogliere quel ceffone e di capire perché ci è arrivato. Questo è quello che deve fare un segretario provinciale o un segretario regionale della Lega. Serve del tempo e serve del molto lavoro per rimettere a posto. Io credo che gli uomini ci siano, che il peso specifico che ha la Lega per storia, per tradizione e proprio per necessità sociale qui in provincia di Treviso agevoli tutto questo. Io credo che il lavoro possa essere ripristinato in breve tempo. Fin qui la Lega, parliamo della Lega trevigiana, ma non solo. Sappiamo che Roberto Marcato è un papabile candidato anche per la segreteria cosiddetta nazionale, quella veneta del Carroccio. Che impressione ha di questa Lega che si sta in qualche modo riassestando nel territorio dopo il risultato alle politiche molto deludente? Ma non capisco davvero questa Lega dove voglia andare e quale potrà essere l'esito di questo congresso. Non so nemmeno se lo faranno, il congresso nazionale o regionale, come lo si vuole chiamare. Mi pare che siano un po', diciamo, bloccati dal fatto che Salvini, pur avendo perso tanti voti, rimane il capo, rimane al governo come se nulla fosse successo, che a livello regionale sembrano avere un po' il fiato corto rispetto ad una stagione nella quale avevano il vento in poppa, sono stati doppiati di fatto da Fratelli d'Italia e superati dal Partito Democratico. E ho l'impressione che questo congresso si svolgerà ma che la Lega non risolverà, basta sentire parlare Marcato, quelli che sono i suoi nodi politici.
Naturalmente però io non posso che apprezzare quando un partito fa un congresso, discute liberamente, confronta personalità, temi e questioni, e quindi siccome non mi è mai capitato di commentare i congressi degli altri partiti, perché in genere non ne fanno, si commentano sempre quelli del Partito Democratico, mi fa piacere che lo facciano, ma ho l'impressione che non darà uno sbocco a questa forza politica e che all'interno del centrodestra emergeranno ulteriori problemi. Sente, invece parlando del Partito Democratico, come sta andando la campagna, diciamo, per la segreteria nazionale? Vediamo anche quelli che sono un po' i risvolti nei territori, abbiamo visto anche dei numeri su quelli che sono su quello che è l'apprezzamento per Bonaccini piuttosto che per Elly Schlein o Cooperlo. Ma diciamo che noi, come ho detto prima, comunque stiamo mobilitando migliaia di persone in Veneto e centinaia di migliaia di persone a livello nazionale. Lo stiamo facendo con un confronto con alcuni candidati ben riconoscibili, tutti molto capaci e bravi, che naturalmente oltre alla loro candidatura hanno proposto delle mozioni e quindi un'idea del paese rispetto a quello che deve essere il ruolo del PD nell'opposizione, rispetto a quelli che devono essere i valori e i programmi fondamentali. Per fortuna mi sembra di poter dire che al nostro interno prevalga la voglia di confronto e insieme di unità. In Veneto stanno avendo un risultato, direi, paritario in questo momento. Insomma è un testa a testa con grande vicinanza, i candidati Bonaccini e Schlein, e si concluderanno sabato e domenica i congressi di circolo e poi però ci sarà l'appuntamento più importante il 26 di febbraio con le primarie, quindi noi non solo portiamo i nostri militanti e iscritti a votare, ma anche gli elettori, quei cittadini anche non iscritti che intendono dare un contributo perché il nostro partito possa rafforzarsi e rigenerarsi. Quindi credo che questi numeri aumenteranno ancora e tutto l'impegno che stiamo avendo come gruppo dirigente in questo periodo è proprio quello di fare in modo che le primarie siano un grande risultato di partecipazione che possa permettere al Partito Democratico di riconnettersi con quella parte della società che non si trova d'accordo con il governo di destra. Grazie ad Andrea Martella per questi approfondimenti e per la sua disponibilità come sempre. Grazie a voi. Grazie senatore segretario del Partito Democratico del Veneto. Noi torniamo alla cronaca ora, apriamo una parentesi su quello che è il processo ai casalesi. Siamo nel veneziano perché il giorno dopo le roventi polemiche per i fuochi d'artificio a Eraclea per il ritorno di uno degli indagati c'è stata l'udienza in aula bunker. Parliamo di Luciano Donadio, presente al procedimento per la prima volta durante la scarcerazione. Vediamo. Mestre, aula bunker, ore 9:45, arrivano tranquilli da uomini liberi Luciano e Adriano Donadio, rispettivamente padre e figlio, per tutti i casalesi di Eraclea. Dopo la storia dei fuochi d'artificio, oggi accompagnati dal loro legale al centro Tare 2, avvocato Renato Alberini, hanno voluto presenziare per la prima volta di persona e non più dal carcere alla nuova udienza in cui gli stessi, insieme ad altri 12 imputati, tutti da martedì in libertà, al processo di Mestre devono rispondere dell'accusa di associazione a delinquere di stampo mafioso sulle infiltrazioni della camorra nel Veneto orientale. Per tutti, dopo 4 anni di carcerazione preventiva, il Tribunale ha infatti ritenuto sufficiente la misura cautelare dell'obbligo di dimora a Eraclea. In aula vietate le riprese TV e le foto in primo piano e Donadio, li si può riprendere soltanto di spalle, così come disposto da ordinanza del Presidente del Tribunale Stefano Manduzio, accogliendo loro esplicita richiesta su istanza presentata dai loro rispettivi legali, che non hanno voluto rilasciare alcuna dichiarazione alla stampa. A parlare invece il legale di Antonio Pacifico, in aula l'estremità opposta di Donadio e anch'egli libero da martedì. Con suo grande stupore, racconta il suo avvocato. Prime parole sono state quelle di stupore, nel senso mi ha detto stai parlando seriamente, sul serio mi scarcerano,
e le prime cose che ha fatto è quello di recuperare il rapporto col figlio, con la ex compagna e con i propri affetti che aveva in loco. Lui è tornato comunque a stare ad Eraclea, dove aveva la sua residenza e i propri affari. In aula oggi sentiti i testimoni della difesa, tutti bancari, ascoltati dai PM Terzi e Baccaglini per le ingenti richieste di finanziamenti e sconfinamenti dei conti bancari delle società facenti capo ai Donadio. Processo questo di Mestre che dovrebbe concludersi prima dell'estate, entro maggio, stando alle udienze già calendarizzate con le prossime del 16 e 23 febbraio e che potrebbe terminare con la soluzione a carico degli imputati del 41 bis, con il paradosso dell'altro filone di indagine che con la sentenza dell'abbreviato vede condannato per mafia l'ex sindaco di Eraclea Mirko Mestre, che dopo essere stato accusato dei famosi voti di scambio ha patteggiato, sentenza che verrà discussa in Cassazione a Roma il prossimo 21 aprile e ci sarebbe il rischio che si possano avere 2 sentenze distoniche, così il difensore di parte civile del sindacato. Non so esattamente cosa ci possa essere cosa succederà in Cassazione. Di sicuro la grossa base, diciamo, dell'impugnazione è proprio l'esistenza dell'associazionismo mafioso. Abbiamo da altra aula di tribunale a Padova un aggiornamento sull'udienza per la decisione di rinvio a giudizio rispetto all'inchiesta sui tamponi rapidi di cui ci parlava poco fa la collega Valentina Visentin. I dottori Roberto Rigoli e Patrizia Simeonato sono stati rinviati a giudizio nell'inchiesta appunto sui tamponi rapidi, processo tra 1 anno, ci fa sapere la nostra collega. Vediamo se riusciamo a mostrarvi il video proprio di pochi istanti fa. Faremo dichiarazioni la prossima volta, c'è stato rinvio a giudizio, il processo ci darà l'occasione e l'opportunità di spiegare ancora meglio questa vicenda. Grazie. Quando sarà fissata l'applicazione nel prossimo? Ma il rinvio a giudizio su per quanto riguarda tutti le accuse, avvocato? C'è una data? Una comunicazione tra Ecco, avete visto il legale del dottor Rigoli che è stato direttore delle microbiologie del Veneto nel momento culmine della pandemia, della lotta al Covid. L'esposto, ci ricordava prima la collega Valentina Visentin, è stato presentato da Andrea Crisanti. Vediamo ora se siamo in grado di mostrarvi anche l'avvocato Moscatelli, difensore della dottoressa Patrizia Simeonato. Vediamo. Dico che è stato disposto rinvio a giudizio per entrambi gli imputati. L'udienza è fissata per il 22 febbraio del 2024. Scusi, rinvio a giudizio su tutti i capi di imputazione. C'è stata, scusi, un'articolata ordinanza del giudice? No, sono dato il dispositivo. E come mai questo tempo all'interno? Abbiamo discusso di questioni inerenti ai capi di imputazione e il procedimento. Grazie avvocato. Ecco, vediamo volti piuttosto sereni, ma immaginiamo, abbiamo visto prima il dottor Rigoli che non ha voluto dire nulla, immaginiamo che gli stessi legali, gli avvocati abbiano suggerito di parlare solamente loro. Dunque, l'avete sentito, rinviati a giudizio sia il dottor Rigoli che la dottoressa Simeonato nell'ambito dell'inchiesta sui tamponi rapidi durante la pandemia, tamponi anti-Covid. Cambiamo pagina, o meglio, torniamo a parlare di questa giornata, 10 febbraio, giorno del ricordo. Saluto e ringrazio, buongiorno e ben ritrovato, il collega Bruno De Donà, giornalista, scrittore, storico e anche in passato presidente provinciale dell'Associazione Venezia Giulia e Dalmazia. Certo, buongiorno certo. Bruno e ben trovato. Buongiorno a te, buongiorno a tutti gli spettatori. Dovrebbe essere invece collegato in diretta Daniele Ceschin, storico, docente. Buongiorno Daniele e ben trovato. Ci sente? Tutto ok col collegamento? Mi pare di sì.
Buongiorno a tutti. Buongiorno. Buongiorno. Eccolo qua, due figure differenti ma entrambi appassionati naturalmente di storia, studiosi, autori di saggi, per parlare di questa giornata che si celebra un po' dappertutto, nel senso che insomma, istituita nel 2004, il giorno del ricordo, vediamo che sta prendendo sempre più piede. Bruno, parlavamo di calendari. Prima abbiamo avuto un ospite in diretta dalla celebrazione di Mestre che diceva è un po' diventato il mese, non solo il giorno, nel senso che abbiamo tutta una serie di appuntamenti. Vedo che scuoti la testa probabilmente perché c'è chi fa di più e chi fa di meno, è così? Se posso, c'è anche chi fa di peggio, perché prima di venire qui mi dilettavo di qualche uscita in internet. Ho seguito con interesse la celebrazione che si sta facendo a Roma con i Presidenti della Repubblica e poi mi sono imbattuto in quello che nella stessa Roma si sta facendo da parte di qualche sconsiderato che ha tappezzato con manifesti del maresciallo Josip Broz, detto Tito, il suo quartiere. Ora dico, qui questa non è una festa, non è una festa intanto, quindi non si fanno queste cose che possono essere goliardate ma assolutamente colpevoli. È una giornata di lutto che ricorda il dramma di 350.000 persone fuggite dalle loro abitazioni, incalzate dall'odio titino, e poi quello di 10.000, così io li valuto, infoibati. Quindi una memoria condivisa deve poter accogliere il messaggio di una disgrazia che è capitata alla nostra nazione a seguito dell'entrata in guerra e di averla persa poi. Delle cose immonde che sono avvenute nei nostri confronti e dovrebbero essere accettate, perché ci sono prove, ci sono ampi riscontri da tutti. E questo non significa avvantaggiare l'uno e avvantaggiare l'altro, perché io ho sempre detto che questa non è una cosa politica, è una cosa storica. E invece viene ogni anno ribattezzata in qualche maniera diversa. Ci sono città che addirittura hanno preso il contrario di quello che è l'assunto della nostra ricorrenza e fanno parlare delle persone che negano addirittura o minimizzano la foiba di Basovizza, ohimè. Io, e concludo, ho saputo perfino da persone che hanno assistito a questi dibattiti che si nega che Norma Cossetto, che non ho bisogno di dire, la 23enne uccisa, infoibata a Santa Domenica di Visinade in Istria, potrebbe essere stata infoibata o uccisa non dai partigiani slavi ma dai tedeschi, i tedeschi che dovevano ancora arrivare con l'8 settembre eccetera in Istria. Quindi quando si sentono queste cose io non accetto dibattiti, non accetto interlocuzioni, perché lavoriamo su una fantasia malata e colpevole e offensiva. Se invece vogliamo raccontare le cose come stanno, ammettendo quello che c'è stato di negativo da tutte le parti, io ci sto sempre. Questa come premessa ci tenevo a farla. Molto bene, allora intanto sentiamo se Daniele Ceschin è d'accordo con questa visione, con questa impostazione. Il tema delle foibe dell'esodo, per fortuna, dopo tanti anni è stato riscoperto e studiosi, non solo italiani ma anche sloveni e croati, hanno fatto negli ultimi anni veramente un'opera meritoria di lavoro sulle fonti, di raccolta delle testimonianze che già c'erano e di valutazione anche di quelle che sono state le ragioni storiche che hanno portato alle foibe e poi anche all'esodo. Sul tema del giorno del ricordo ovviamente si ricordava giustamente la legge del 2004 ed è una legge che ha il merito di aver riaperto una ferita. A volte è anche utile riaprire queste ferite perché è stata una ferita che ha riguardato, prima Bruno De Donà giustamente ricordava i numeri, che ha riguardato migliaia, centinaia di migliaia di persone che erano italiani e che sono state costrette ad abbandonare quelle terre, ad abbandonare l'Istria, ad abbandonare la Dalmazia, ad abbandonare alcune città importanti, alcune città che erano prevalentemente italiane. In un momento storico particolare, siamo durante la Seconda Guerra Mondiale, anzi siamo tra la fine della Seconda Guerra Mondiale e il dopoguerra, in un momento quindi di passaggio e di cesura per quelle terre, che è stato un momento molto doloroso, soprattutto perché in Italia subito queste persone non hanno trovato un'accoglienza, l'accoglienza che avrebbero meritato. Infatti, poi magari ne parleremo dopo,
molte di queste persone sono poi emigrate anche addirittura all'estero, hanno dovuto raggiungere luoghi anche molto lontani, come l'Australia, come il Canada, come gli Stati Uniti o addirittura il Brasile e l'Argentina. E quindi è un dramma che è stato per tanti anni dimenticato. Grazie al Giorno del Ricordo e grazie anche all'opera di numerosi studiosi, ripeto, non solo italiani ma anche croati e sloveni, per fortuna si sta guardando a questi fatti con un occhio, credo, un po' più obiettivo rispetto a qualche anno fa. Certamente, allora vediamo se siamo in grado di proporvi se c'è il servizio realizzato dalla redazione di Padova per la celebrazione che è avvenuta in città in ricordo delle vittime delle foibe e di quello che è stato il dramma dell'esodo. Vediamo. Una corona per ricordare l'omaggio di una città alle vittime delle foibe. La cerimonia solenne davanti a Palazzo Moroni per commemorare il massacro di migliaia di esuli giuliano-dalmati avvenuto sul finire della Seconda Guerra Mondiale ad opera dei partigiani jugoslavi e il conseguente esodo di quelle popolazioni dopo la ridefinizione dei confini orientali italiani alla fine della Seconda Guerra Mondiale. I 350.000 esuli ricordavano tutti quanti gli italiani che la guerra si era conclusa con la perdita di una parte del territorio nazionale e con la rinuncia a determinati diritti che queste persone avevano. Mettiamoci anche che alla fine della Seconda Guerra Mondiale non è stata positiva per nessuno e quindi avere 350.000 persone in più da considerare non era, diciamo, nei canoni dell'epoca. Poi i divieti politici e le ragioni di Stato hanno fatto in modo che questo sia stato in parte dimenticato, in parte taciuto. Come ricordato anche dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il tema fece fatica ad entrare nel dibattito pubblico del secondo dopoguerra, diviso ideologicamente. Il ricordo però era forte nella comunità di esuli che si batterono perché questa data venisse celebrata. Un giorno che non ha trovato pace anche nella sua ricostruzione, oggi invece ritroviamo l'unità sulle tragedie che hanno accomunato il popolo italiano e che hanno accomunato l'Europa, le tragedie della Seconda Guerra Mondiale che in più occasioni hanno creato vittime in modo ingiusto e in modo crudele. Bruno, si sta davvero trovando pace sulle tragedie e fanno memoria collettiva questi episodi storici? L'insieme degli episodi storici possono creare una memoria collettiva purché sia accettata con buon senso, con un senso realistico. Ci sono state queste cose vanno ricordate, detestiamo tutti certi comportamenti, deprechiamo che certe cose siano state fatte, siano state avvenute e allora si può trovare un accordo. Però anche parlando della foiba di Basovizza, entro in questo termine che mi pare stata citata, e lì io mi sono informato, ho seguito anche dei dibattiti, diciamo delle studiose di un'altra regione vicina a questo fatto, sostengono che in quella foiba praticamente non ci sia nessuno, era una cava e poi è stata utilizzata per buttare dentro cavalli morti, materiali di guerra, armi tedesche. E dove sono i nostri morti? Beh, ci sono 250 metri cubi di resti umani là dentro, per la verità. Quindi non andiamo a dire delle cose per buttarle lì, per creare confusione e sospetto che le cose non siano state fatte e non ci siano questi, non ci sia quello. E questi sono dei monumenti all'orrore. Gli stessi Presidenti della Repubblica che hanno voluto sostare in quei paraggi e apportarsi in questi luoghi attestano che questo è stato un'offesa all'uomo, all'umanità. E adesso andare a dire che questa foiba è vuota, quell'altra è meno vuota, e quell'altra non sappiamo, andare a fare il conteggio delle foibe, addirittura negano che ci siano dei numeri, che i numeri che sono stati dati sui morti nelle foibe siano esatti. Così non si va avanti, si crea solamente confusione, malanimo e la festa diventa, quello che è una ricorrenza diventa la festa delle parole buttate lì offensivamente e quindi delle posizioni politiche che non ci devono essere. Non ci devono essere, perché, e questo vorrei sottolinearlo,
La tragedia dell'Istria non deve essere è stata una tragedia legata a un popolo che ha pagato il conto della storia. Un conto aperto dal fascismo e dal nazismo che hanno fatto la loro guerra, ne hanno risposto di fronte al tribunale della storia. Il conto però hanno pagato gli istriani. In che modo? Nel modo pensato e concepito da Tito, che già attenzione che questo è un passaggio molto importante, nel 1941 vagheggiava di poter prendere l'Istria e spostare in avanti il suo potere politico, sorretto da Stalin, verso l'Isonzo addirittura. Quindi quando dopo l'8 settembre il nostro esercito non ci fu più praticamente, ebbero mano libera, campo libero, entrarono questi agenti che erano già incaricati di creare subillazione e guarda caso chi uccisero miratamente? Maestri, ufficiali postali, carabinieri, poliziotti, tutte persone che erano nel tessuto connettivo del territorio, tra virgolette. in modo da poter sganciare, potersi insinuare. Questa è un'operazione di nazionalcomunismo assolutamente anomala, perché un partito internazionalista che si mette a fare il nazionalista o aiuta i nazionalisti è una cosa che non è di questo mondo. Però Tito fu così abile da riunire entrambe queste componenti per poter fare un cuneo che entrava nei confini italiani. Questo è l'importante. È per questo che vorrei allontanare quello che è stata la politica che ha portato a questo, a chi ne ha pagato le conseguenze. Ecco, tra l'altro noi abbiamo proprio le immagini della nostra emittente friulana Tele4 di Trieste in realtà, giorno del ricordo, cerimonia proprio alla foiba di Basovizza, con una cerimonia solenne naturalmente al Monumento Nazionale della foiba di Basovizza. Si è celebrato sul Carso triestino questa giornata per commemorare le vittime delle foibe e l'esodo giuliano-dalmata e le drammatiche vicende del confine orientale negli anni a cavallo del secondo dopoguerra, come ricordavate bene voi. Celebrazioni promosse dal Comune di Trieste e dal Comitato per i Martiri delle foibe, presenti tra gli altri il Ministro per i rapporti con il Parlamento Luca Ciriani, il Presidente del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga, il Sindaco di Trieste Roberto Di Piazza, la Capogruppo Dem alla Camera Deborah Serracchiani, autorità civili e militari. Nell'area, lo vedete, della cerimonia sono stati schierati i gonfaloni tra gli altri dei comuni di Trieste e Muggia e della Regione. Sono inoltre state esposte bandiere e labari delle rappresentanze legate agli esuli come naturali. Tra il pubblico diversi gli studenti degli istituti locali che hanno assistito a questa commemorazione proprio in uno dei luoghi, lo abbiamo appena ricordato, simbolo di questa tragedia che ha investito le popolazioni di quell'area durante le ultime battute della guerra e nell'immediato dopoguerra. Ecco, queste le immagini dunque di Basovizza. Daniele Ceschin, lei che è anche esponente politico del centro-sinistra, abbiamo visto una città come Padova, sentivamo prima l'assessore Michalizzi, celebrare con tutte le dovute cerimonie, con tutto il dovuto rispetto questa giornata e Michalizzi diceva si è arrivati finalmente a dare il giusto spazio, il giusto risalto a queste memorie per lungo tempo in qualche maniera accantonate. Sì, ma come diceva prima Bruno De Donà, c'è stata troppa politica in questa vicenda delle foibe e dell'esodo. Per molti anni la memoria delle foibe e dell'esodo è stata una memoria portata avanti solamente dalla destra in Italia e la sinistra in vari momenti ha sempre, diciamo, trascurato questo argomento. Perché secondo lei? Ma perché c'era una ragione di Stato, nell'immediato dopoguerra i rapporti fra Tito e gli altri erano noti, ma a parte questo c'era una ragione di Stato che portava sostanzialmente a non sollevare il tema delle foibe e dell'esodo, e questi, soprattutto gli esuli, anche per questo sono stati dimenticati ben presto in Italia, già alla fine degli anni 40 e nei primi anni 50, perché come ricordavo prima sono stati proprio, molti hanno preferito andarsene dal nostro territorio, quindi non c'è stato un discorso pubblico su questo tema e questo ovviamente è stata una colpa enorme. Mi
mi riallaccio un attimo a quello che è stato detto prima rispetto al negazionismo. Allora, con i negazionisti, sia io che Bruno, non abbiamo nulla a che fare, cioè nel senso che nel momento in cui uno nega che ci sia stata la Shoah, che ci siano state le foibe, insomma è anche inutile iniziare un dibattito. Ci sono fatti storici che sono stati accertati, si possono discutere i numeri, sui numeri, quelli che citava prima Bruno, sono corretti. Io ridimensionerei un attimo però il numero degli esuli, perché poi il numero degli esuli va anche valutato in base a quanti erano i residenti autoctoni italiani e quelli che poi erano arrivati in Istria durante gli anni 20, durante gli anni 30. Non dimentichiamo, io aggiungerei anche un altro aspetto, Lina. Aggiungerei quello che accade dopo la Prima Guerra Mondiale, perché noi non possiamo cominciare questa storia dall'armistizio dell'8 settembre del 1943. Dobbiamo iniziarla dalla fine della Prima Guerra Mondiale, dall'annessione dell'Istria, della Dalmazia, di alcune città di quelle terre che erano italiane, e però erano terre dove c'era anche una presenza slava. Ricordiamo che all'interno dell'Istria c'era una comunità slava molto numerosa e anche nella parte, diciamo, più periferica c'era una forte comunità slava. Quindi è una comunità che negli anni 20, quando arriva il fascismo, viene italianizzata brutalmente. E poi c'è l'altro aspetto, l'altro episodio, che è l'occupazione della Jugoslavia a partire dall'aprile del 1941. Sto dicendo cose abbastanza note per gli addetti ai lavori, però forse è bene ricordare che nel 1941 l'Italia, l'esercito italiano, occupa una parte della Jugoslavia, occupa la provincia di Lubiana, anzi la provincia di Lubiana viene annessa al Regno d'Italia, e quei 340.000 abitanti della provincia di Lubiana in parte vengono perseguitati, in parte vengono deportati. Abbiamo addirittura 33.000 internati in Italia, e tra l'altro proprio a Treviso abbiamo un campo di concentramento, il campo di concentramento di Monigo, dove vengono internati centinaia di bambini, di donne provenienti proprio da Lubiana, da Novo Mesto e da quelle zone. E è evidente che dopo l'8 settembre, quando non ci sono più i reparti italiani, quando non c'è più l'esercito italiano che è allo sbando, quello è un territorio che viene occupato da un lato dai tedeschi, quindi dai nazisti, dall'altro deve ovviamente essere occupato dai partigiani di Tito. Prima giustamente si ricordava la saldatura, che è una saldatura esplosiva tra l'ideologia comunista e il nazionalismo slavo. Ecco, questa miscela diventa davvero una miscela esplosiva, che porta alle violenze immediate dopo l'8 settembre del 1943, poi prima si ricordava l'uccisione di Norma Cossetto, che è di quelle avviene praticamente qualche settimana dopo, e poi soprattutto alla violenza che si registra tra l'aprile, il maggio e il giugno del 1945, quando la volontà dell'esercito partigiano di Tito è quello di arrivare il prima possibile a Trieste, a Gorizia e addirittura a Udine. Infatti a Gorizia e a Trieste le truppe di Tito arrivano il 1° maggio del 1945. Poi ci sarà qualche settimana dopo l'arrivo degli alleati, ma il tentativo ovviamente dell'esercito partigiano di Tito è quello di piantare, diciamo, la bandiera Jugoslavia il più vicino possibile al confine italiano, ben dentro anche il confine italiano. Ecco, dobbiamo quindi ricostruire tutti questi aspetti per fare una narrazione corretta. Io sono contento anche da docente, da insegnante, vedere che nei libri di storia questa vicenda viene raccontata in tutti questi aspetti, quindi l'arrivo degli italiani dopo la Prima Guerra Mondiale, l'italizzazione forzata che avviene negli anni 20 e nei primi anni 30, l'occupazione della provincia di Lubiana e poi, dopo l'8 settembre, ovviamente questa violenza che si manifesta nei confronti degli elementi italiani e soprattutto in un primo momento proprio contro il potere politico, il potere militare, quindi si colpiscono i gerarchi, i podestà, i componenti della polizia,
si punisce la borghesia italiana. E qui poco importa se uno era stato fascista o meno, lì si guarda proprio, si cerca di colpire proprio l'elemento italiano, ed è evidente che di fronte a queste violenze alcuni italiani cominciano a scappare e cominciano a venire in Italia, cominciano a cercare rifugio in Italia. Purtroppo dopo il 10 febbraio del 1947, quando vengono firmati i trattati di pace, comincia il vero esodo, che è un esodo che coinvolge migliaia e migliaia di nostri connazionali. Quindi io ho rivisto proprio in questi giorni alcune foto di quei profughi, e credo che questo ci debba interrogare su quelle che sono le migrazioni forzate. Chiudo, perché la sto facendo lunga. Negli stessi mesi in cui noi abbiamo le migrazioni forzate degli esuli, quindi istriani e dalmati, verso l'Italia, in Europa ci sono milioni di profughi che vivono la stessa situazione. Ad esempio abbiamo almeno 12 milioni di tedeschi che sono in fuga dalla Polonia e in fuga dalla Cecoslovacchia. Non possono più stare in quelle zone e quindi scappano volontariamente o meno verso la Germania, o quel che rimane della Germania. Grazie Daniele. Certo Bruno, prego. Volevo aggiungere alcune cose. Ho apprezzato molto la ricostruzione fatta adesso, devo però precisare alcune cose. È giustissimo rivolgersi alla storia e fare dei passi indietro per capire, perché ogni passo ci dà la possibilità di comprendere qual era il cammino o presunto cammino di chi lo aveva intrapreso. Il problema della mancata felice convivenza tra componenti slave e italiane radica molto indietro, radica praticamente dopo il 1866, la terza guerra di indipendenza, quando Francesco Giuseppe in persona emanò delle disposizioni ferree, terribili, assolutamente inaccettabili dal punto di vista dell'umanità e del rispetto dei popoli, nei confronti della componente forte italiana dell'Istria. Perché? Perché sapeva che prima o dopo l'avrebbe persa, sarebbe stata riconquistata o conquistata da chi stava facendo allestendo il disegno unitario italiano, cioè da Cala Savoia, con una nuova guerra. Quindi si arriva a una situazione di imbrigliamento di tutte le energie intellettuali italiane e anche produttive, con leggi estremamente favorevoli per la componente etnica slava. Ecco, a questo fornì la possibilità ad alcuni patrioti di portare avanti il discorso del cosiddetto irredentismo, cioè la liberazione da questa condizione di asservimento, di appiattimento che non poteva sussistere. Nel frattempo devo anche segnalare che ci fu una componente del clero slavo che svolse una nefasta, a mio avviso, parte per cercare di convertire sempre più le componenti slave, in questo caso slovene e croate, per convogliare verso un odio e un antagonismo verso gli italiani. C'è una bella statua davanti al seminario di Parenzo di Giurai Dobrilla, vescovo che tuttora è poi vescovo di Parenzo, vescovo di Pola, vescovo di Trieste, vescovo di Capodistria, fece una carriera splendida, il quale aveva come suo obiettivo quello di affrancare ai danni della comunità italiana la componente slava. Si arrivò addirittura a far confezionare un libro di preghiere solo in slavo, in modo che gli slavi potessero leggere le loro preghiere e gli italiani no, una cosa che francamente ritengo forse incivile. E questo, poi ci fu il cambiamento di cognomi, in molte sagrestie si cambiarono i cognomi perché questo fu attribuito al regime fascista, che sì, è vero, con la sua italianizzazione forzata, costante, col premere su questo tasto, non creò certo le condizioni per una convivenza felice con gli jugoslavi. Però a quell'epoca si fece l'opposto di quello che avevano fatto gli slavi prima, aiutati dagli austriaci. Cioè si ripete la storia, i cognomi diventano italiani, quindi si correggono. Vedete che quindi è un rincorrersi che ha conseguenze nefaste e terribili fino all'accumulo dell'odio totale che si avrà con le foibe, che saranno l'epilogo amaro, amarissimo, incredibile, che connoterà quella fase terminale della guerra. Ecco, questo perché la storia deve essere chiarita bene, nel senso che non sono stati gli italiani
ad avere un atteggiamento tanto negativo negli slavi ingiustificatamente. Ci fu questo motivo che ho detto adesso, con l'aggiunta di alcune forze terroristiche che nel 1920 erano già in azione, il TGIR, e non lo so pronunciare molto bene, è un acronimo, Trieste, Gorizia, Istria, Rijeka, Fiume, e il Borba, erano delle associazioni segrete le quali si macchiarono di atti di terrorismo, anche di omicidio in Istria, e portavano sovvenzionate e aiutate dal governo del regno jugoslavo, anche questo è una cosa da ricordare, e costrinsero in qualche maniera sulle difensive il governo italiano, che già di per sé stesso, con l'atteggiamento che il fascismo aveva, che ho citato prima, non aveva certo intenzione di stimolare rapporti di amicizia con gli slavi, anzi di metterli al loro posto, aumentando le prerogative degli italiani. Quindi da questo si vede che quel calderone esplose alla fine nel 1943 e nel 1945 nelle maniere più terribili, quindi a cui abbiamo fatto accenno, ha fatto accenno anche il mio interlocutore, molto valido. Ecco, riparto proprio da Daniele per chiedere un'opinione sul dibattito che ogni anno precede tra l'altro queste celebrazioni, ma in particolare anche in Consiglio regionale qui in Veneto sulla annosa questione del ritiro delle onorificenze al maresciallo Tito. Cosa ne pensi? Ma io penso che a distanza di tanto tempo sia anche inutile concentrarsi su queste onorificenze che in realtà lasciano il tempo che trovano, nel senso che il giudizio storico su quello che ha compiuto Tito rispetto a questo particolare aspetto è già stato dato, quindi vale di più il giudizio storico che esiste piuttosto che il ritiro dell'onorificenza. È un po' quello che ad esempio molti consigli comunali stanno togliendo la cittadinanza onoraria a Mussolini. Nel 1924 Mussolini ha ottenuto tantissime cittadinanze onorarie in giro per l'Italia. Si possono anche togliere queste cittadinanze onorarie, ma questo non cambia di una virgola quello che è stato il fatto storico. Quindi il giudizio storico è già avvenuto, sia per quanto riguarda il fascismo, sia per quanto riguarda le vicende di cui stiamo giustamente parlando. Quindi queste iniziative sì, si possono anche fare, ma ripeto, lasciano il tempo che trovano. Io mi concentrerei molto di più, Bruno, su quello che può insegnare il giorno del ricordo anche al presente. Noi stiamo parlando di un'area di confine che, come tutte le aree di confine, conoscono questi problemi, l'elemento slavo, l'elemento tedesco, l'elemento italiano. Trieste è una città straordinaria da questo punto di vista. L'Istria, la Dalmazia e la Slovenia e la Croazia sono delle terre dove c'è stata una contaminazione di culture, di lingue, di tradizioni diverse. Però a un certo punto ci sono dei momenti della storia, la Seconda Guerra Mondiale, e soprattutto come finisce la Seconda Guerra Mondiale, dove ciò che è stato in qualche modo vissuto nei decenni precedenti torna fuori. E ripeto, cogliamo questa occasione per riflettere anche sul presente, per riflettere rispetto a quello che è successo a pochi chilometri da lì, esattamente 30 anni fa, la guerra nei Balcani, la disgregazione della ex Jugoslavia, e ragionando anche sul fatto che noi stiamo assistendo alla guerra fra la Russia e l'Ucraina, dove la componente etnica è una componente sulla quale che ha, diciamo, un peso fondamentale. Quindi questo ci aiuta, e credo che aiuti anche i nostri studenti nelle scuole, a ragionare sul presente. Quindi facciamo una riflessione giustamente su questi avvenimenti, ma in chiave di educazione alla cittadinanza. Ecco Bruno. Convengo, la storia è maestra e non è solamente maestra quella che abbiamo vissuto e di cui stiamo parlando adesso, con tutte le amarezze che ci ha lasciato in eredità, ma dobbiamo riflettere appunto sugli effetti che anche certe forzature, certe esibizioni di muscoli, esaltazioni del proprio ego nazionale possono portare. Io su questo, noi quando parliamo, io
e Daniele del passato, contestualizziamo chiaramente, quindi è chiaro che chi oggi potrebbe pensare mai di andare a togliere la lingua, il dialetto a una determinata popolazione sarebbe assolutamente assurdo, vile e immorale, lo dico da modestissimo uomo di cultura, perché la lingua non si toglie a nessuno. Ecco, speriamo che questa via sia quella maestra che ci porti a migliorare, ma anche se sono un po' scettico, perché i fatti che si sono verificati nella storia non ci autorizzano albuni a essere convinti che le cose potranno andare così. Quanto a Tito, telegraficamente, sì. È vero, io da anni perseguo la conoscenza, la promuovo della tragedia istriana. In che senso? Nel senso di riempire una pagina che era rimasta bianca per un sacco di tempo e farlo con la massima onestà, senza polemiche, con dati, fatti che inchiodano la verità e tolgono possibilità di contrabbando delle verità stesse. E una volta che sarà veramente tutta scritta potremo girarla e allora potremo essere ancora più bravi nell'aiutare i giovani a capire alla luce di quello che abbiamo scritto e che portiamo avanti. Però che io mi trovi la fotografia in una località dell'Emilia Romagna, della fotografia dell'intitolazione della via a Josip Broz Tito, combattente partigiano patriota, quando questa questione viene contestata duramente per inopportunità e nello stesso tempo, e questo è il più importante ancora, celebriamo il giorno del ricordo, allora dico delle due l'una, o il giorno del ricordo è una cosa talmente poco importante che chi ne è stato il maggior responsabile delle stragi eccetera lo lasciamo lì, oppure non so, dobbiamo deciderci, perché è inutile celebrare un delitto e nello stesso tempo ricordare un delitto e nello stesso tempo lasciare una cosa che celebra chi l'ha fatto. Questo lo dico senza animosità, per una questione proprio di logica, di rispetto, quindi è una cosa anche se marginale rispetto riconosco a una quello delle tante piccole grandi contraddizioni di questa memoria che ancora condivisa purtroppo non è. Assolutamente sì, se una persona viene contestata per aver ucciso qualcuno non puoi il giorno dopo celebrare da qualche parte i suoi meriti in qualunque modo che sia. Noi parliamo di memoria. Prego. Ecco, parliamo di memoria e ci dimentichiamo di quello che abbiamo fatto il giorno prima, Bruno. Cioè, nel senso che la politica purtroppo recita molte parti in commedia, lo dico vale per la sinistra. E quindi ci si dimentica o si ha il coraggio di fare delle scelte chiare, anche rispetto a questi temi, oppure si ricordano tutti, si ricordano i caduti partigiani, si ricordano i caduti della Repubblica di Salò, e si mette insieme tutto. E io credo che le memorie, prima si parlava di memoria condivisa, io penso che il tema della memoria condivisa deve uscire da un equivoco. Se le tragedie sono state enormi, e sono state enormi, e se non si vuole fare una pace, ha poco senso oggi parlare di una memoria condivisa. Ha poco senso perché sarebbe una memoria finta, sarebbe una memoria artificiale e questo farebbe diciamo solo male al nostro lavoro. Mi sembra uno spunto interessante questo. Sì, assolutamente da seguire il discorso. Continuare a parlare di memoria condivisa quando si vuole ricordare tutto. Ci sono delle responsabilità storiche accertate, stiamo parlando dei fatti della Seconda Guerra Mondiale, ma potremmo parlare anche di altri temi, degli anni di piombo piuttosto che del terrorismo, insomma ci sono delle verità storiche accertate sulle quali è difficile o ti confronti con i negazionisti e non è il nostro caso, oppure fai un discorso chiaro di memoria e quella è una memoria, un paese deve avere il coraggio di avere una memoria nazionale. È quello che dico, la memoria nazionale. Viviamo la giornata, oggi ricordiamo le vittime di una parte, domani quelle dall'altra, ogni giorno c'è una giornata, se volessimo ogni giorno avremo una giornata del ricordo per ricordare qualcuno, ma ripeto, non possiamo c'è un peso specifico delle vittime e questo peso specifico dobbiamo riconoscerlo in un dibattito pubblico, in un discorso pubblico. Esatto, perché quello che è avvenuto è stato veramente un oltraggio a una comunità che, come ho detto all'inizio, ha pagato per tutti e di conseguenza questo è necessario che la memoria si concentri
su questo episodio così particolare, così nefasto per la nostra storia, dove non ci sono evidentemente responsabilità da parte di chi lo ha subito, se non attraverso chi ha innescato il tutto. E su questo penso che ci si possa incontrare. Ma sa che cosa è stato, e aggiungo e poi chiudo, il fatto di aver contrapposto per molto tempo il giorno del ricordo alla giornata della memoria. Certo. Per molto tempo la giornata sono a distanza, vengono istituite queste due giornate a distanza di 4 anni l'una dall'altra, prima la giornata della memoria e poi il giorno del ricordo, e il giorno del ricordo è stato quasi una sorta di risarcimento, è stato venduto come una sorta di risarcimento. Questo è stato sbagliato, perché sono due cose completamente diverse, che accadono tutte durante la Seconda Guerra Mondiale, ma sono incomparabili. Sarebbe sbagliato, e per molto tempo purtroppo la politica ha sbagliato, nel mettere insieme queste due cose, perché sono due vicende completamente diverse, che hanno memorie diverse, che vanno ricordate anche in maniera diversa. L'averle messe insieme ha creato un cortocircuito, purtroppo, dove gli episodi che prima sono stati ricordati anche da voi in studio dimostrano che non abbiamo ancora raggiunto quella maturità, e nemmeno la maturità per parlare di una memoria condivisa, perché chi ne parla lo fa, sono sicuro, in buona fede, però io ho il dubbio che anzi ho la certezza che questa memoria condivisa sia molto molto artificiale. Certamente. Allora, il tempo è terminato, io vi ringrazio moltissimo di questo contributo, perché siamo convinti che sia fondamentale aprire degli spazi a questi temi, e ringrazio entrambi per aver dialogato. Poi lo vediamo magari partendo da posizioni che possono essere anche differenti, come si arriva poi con quello che è il dato storico a una sintesi Questo è importante, comune. che ci sia una variegazione di opinioni, perché l'opinione unica, il pensiero unico non risolve niente, e soprattutto cose del genere. Certamente, e poi la conoscenza dei fatti, è inutile ribadirlo, è quella da cui si deve partire, e da questo punto di vista ci fa piacere che nei libri di scuola ci sia illustrata come va illustrata questa pagina terribile. Io ringrazio Bruno De Donà, ringrazio Daniele Ceschin di aver partecipato a questa nostra diretta di oggi in questa giornata molto importante. Grazie a entrambi. Ora chiedo alla regia se è possibile mandare in onda le previsioni del tempo, poi un po' di pubblicità, e poi ci ritroveremo con tutt'altro tema, tutt'altri ospiti. Grazie. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. Bentrovati al meteo. Sul nostro territorio l'anticiclone si rinforza sempre di più, il clima sarà ancora freddo. Vediamo insieme il dettaglio di venerdì 10 febbraio. Sul Veneto ci attende una splendida giornata all'insegna del sole dappertutto. Il cielo si presenterà sereno o al più poco nuvoloso, per qualche sottile velatura di passaggio nel corso del pomeriggio. Temperature minime stazionarie saranno ancora sotto zero, massime in lieve ripresa tra i 7 e gli 8 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui avremo un ampio soleggiamento, sarà asciutto e stabile con cielo sgombro da nubi. Temperature minime anche in questo caso sotto zero, massime sui 7-9 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove non mancheranno condizioni di bel tempo, con qualche velatura in transito, ma del tutto innocua. Temperature minime sui -3, -4 gradi, massime invece intorno ai 9-10 gradi all'incirca. Dal meteo è tutto, vi auguro un buon proseguimento in nostra compagnia. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. Eccoci di nuovo in diretta, ultima parte di questa prima edizione di quest'oggi. Abbiamo parlato del giorno del ricordo, come doveroso in questa giornata del 10 febbraio. Continuiamo con la cronaca di queste ore, in attesa di presentarvi i prossimi ospiti, e parliamo della chiusura
Quello che è stato uno dei simboli della pandemia per il Covid nella Marca trevigiana, il punto tamponi all'ex dogana di San Giuseppe, con i test che vengono trasferiti da lunedì al centro vaccinale all'ex Maber di Villorba, che quindi non verrà dismesso ma anzi potenziato. Sentiamo. È il simbolo, ecco, del Covid, è il simbolo di un momento di grande difficoltà. Le prenotazioni, le lunghe code, le attese, poi via via il suo lento svuotarsi. Dopo quasi 2 anni e mezzo il punto tamponi all'ex dogana domenica chiuderà, lasciando che Treviso volti, rispetto alla pandemia, l'ennesima pagina. Una pagina significativa se si ripensa al settembre del 2020, quando all'inizio della seconda pesante ondata del virus i tamponi, grazie alla collaborazione del comune, furono spostati a San Giuseppe dal Cafoncello per non paralizzare la viabilità intorno all'ospedale. Voleva dire avere la possibilità di fare 5-6 mila tamponi al giorno, cosa che in altre realtà non siamo mai riusciti a fare, e quindi questo ci ha aiutato veramente a smaltire tantissimo lavoro e dare una risposta a tutti i trevigiani. Ora, visto il progressivo ma costante calo di utenti e di soggetti positivi, circa 200 al giorno i tamponi eseguiti attualmente, l'ULSS ha deciso di chiudere il Covid Point all'ex dogana, trasferendo l'attività all'ex Maber di Villorba. L'hub sarà aperto dal lunedì al sabato dalle 8 alle 17 e la domenica dalle 8 alle 13. Il centro vaccinale di Via della Cartiera non verrà quindi dismesso a breve, come pareva dovesse essere nei piani del proprietario, l'imprenditore Bruno Zago, e di conseguenza dell'ULSS 2. Stiamo ragionando per trovare una soluzione che ci possa far permanere là, non dico a vita, comunque finché c'è bisogno, e quindi pare che riusciamo a chiudere anche là un accordo per rimanere sia a fare i tamponi ma soprattutto a fare le vaccinazioni, e fare sia per i minori che per quelle Covid e in questo caso anche le antinfluenzali. Da Treviso a Padova, perché la terapia intensiva neonatale proprio di Padova ha numeri d'eccellenza anche grazie alla scuola di formazione certificata che cresce ogni anno oltre 100 specializzandi. Per la prima volta è stata introdotta nella scuola la tecnica della simulazione e una competizione che ha al centro la rianimazione neonatale. Sono manovre veramente salvavita e tu devi saperle fare bene. Non possiamo mandare fuori pediatri non capaci di lavorare bene su questo argomento, e vi garantisco che per mantenere questa competenza non è facile, non lo puoi fare solo sul neonato vero, servono delle tecniche formative innovative, e abbiamo adesso la tecnologia a disposizione che ti dà tutti i feedback importanti per capire se stai facendo bene o se stai facendo male. È il neonato che te lo dice. La rianimazione neonatale è l'emergenza più frequente a cui un pediatra sarà esposto nella sua carriera. In quel minuto, in quella stanza, è in gioco la vita di un bambino. Per questo la scuola di specializzazione in pediatria di Padova ha introdotto la tecnica della simulazione nelle sue lezioni, dove si lavora in team, si gestiscono ansia e adrenalina. L'obiettivo è dare il massimo. Vuol dire creare situazioni reali, lavorare in team e quindi tirare fuori sia capacità tecniche, sia conoscenze, sia capacità tecniche, ma anche quelle che sono le competenze profonde, che sono la comunicazione, la relazione tra colleghi, la comunicazione con i genitori. Un bambino su 10 alla nascita ha bisogno di essere stimolato, 1 su 30 ventilato, 1 su 100 intubato. Noi abbiamo circa 450 ricoveri all'anno, e ciò che ci caratterizza è la cura dei bambini nati prematuri. Abbiamo 100 bambini che nascono sotto al 1,5 kg, e questi sono bambini molto molto impegnativi, spesso hanno bisogno di ricoveri molto lunghi, di 2 mesi, 3 mesi, però nella maggior parte dei casi ce la fanno, e quindi è una soddisfazione enorme. Per la prima volta la scuola di Padova ha promosso una competizione di simulazione di rianimazione neonatale che prenderà il via giovedì 16. Si affronteranno 35 scuole di pediatria di tutta Italia. Ecco la squadra padovana, sono loro i futuri pediatri di domani. Con questa bella immagine di ottimismo vi introduco le prossime ospiti. Parliamo del premio del riconoscimento alla civica benemerenza Riflettore Donna, che il comune di Treviso assegna ogni anno in vista dell'8 di marzo, quindi tra circa un mese. Saluto e ringrazio Valeria Zagolin qui in studio con me, buongiorno, ben trovata, buongiorno, che è la presidentessa della Commissione Pari Opportunità di Treviso, e poi collegata abbiamo quella che sarà la prescelta, è stata la prescelta di quest'anno, Giovanna Donini, buongiorno. Buongiorno a tutti. E ben trovata.
ma arrivo da una piccola influenza, niente di grave, ma insomma sono un po' così sbattuta. Povera, speriamo che si riprenda presto. Tra l'altro, Giovanna, i collegamenti online sono tutto sommato, vanno in soccorso anche di chi non si può spostare. Lei è lontana in questo momento, è a Milano, ma anche di chi sta poco bene. Abbiamo fatto anche durante la pandemia i positivi che si collegavano da casa. Insomma, dai, il computer ci dà una mano, e grazie soprattutto perché anche visto che non sta molto bene, insomma, di questa sua partecipazione. Giovanna, che sarei curiosa di far raccontare da Valeria. Chi è Giovanna Donini, per chi non la conosce? Allora, Giovanna Donini è una giovane donna trevigiana che si è lanciata in un campo che sicuramente non è uno di quelli tipicamente femminili, come il campo dei comici, dell'ironia, eccetera. E questa è la motivazione ovviamente per la quale l'abbiamo apprezzata molto, proprio per questa sua innovazione nella sua professione, che porta e che rappresenta un esempio anche per le giovani generazioni. E questa è la prima motivazione. La seconda... Io posso ringraziarvi subito, posso ringraziarvi tantissimo per aver pensato a me. Sono davvero lusingata, anche commossa sotto un certo punto di vista, perché non me l'aspettavo davvero questo riconoscimento, nel senso che io ho fatto il mio e quindi credo di aver fatto il mio, però sono felice di poter essere in qualche modo un esempio per tante donne giovani che invece vanno un po' a rompere gli schemi in quel mondo lì, particolarmente quel mondo lì abbastanza maschile, insomma, certo, perché è evidentemente tutto dagli uomini. Devo dire che da questo punto di vista il ringraziamento va condiviso con la Consulta Femminile di Treviso, perché appunto il regolamento del premio prevede che siano entrambe le istituzioni a fornire il nominativo al sindaco. Volevo riprendere il secondo motivo però, che è quello che non soltanto quindi si è fatta strada in un settore che era soprattutto maschile, contribuendo invece a lanciare molte comiche che adesso sono presenti alla grande nel mondo dello spettacolo, ma anche per i contenuti che porta avanti, perché voglio dire, sono sempre contenuti con una lettura vera di che cosa significa essere donna, e quindi c'è una sensibilità anche particolare da questo punto di vista. Ecco, noi abbiamo fatto una piccola composizione di immagini proprio prese anche dal profilo Instagram, eccola qua con Vanessa Incontrada, di Giovanna, perché appunto autrice televisiva. Allora, io Giovanna, ti do del tu, mi ricordo di te da giornalista qui a Treviso, sì. E poi questo inizio, no, di percorso, poi hai deciso di provare l'avventura milanese, e leggevo proprio un tuo post su Instagram stamattina in cui dicevi hai un po' ringraziato sia Treviso, da cui provieni, che Milano, che ti ha accolta e che ti ha permesso di realizzare appunto questo tuo sogno, per cui un percorso che si è coronato in qualche maniera, senza dimenticare la città d'origine e apprezzando una Milano che tra l'altro è stata anche molto discussa ultimamente anche per altre vicende, cari affitti eccetera. No, ma Treviso non posso sicuramente dimenticarla, nel senso che è la mia città, io la sento, è la mia città, sono nata e cresciuta a Treviso, ho vissuto fino ai 30 anni quasi praticamente, quindi cioè è la mia città, sono innamorata della mia città, sono sempre strettamente a contatto con la mia città perché ho la mia famiglia, i miei amici, la nostra associazione, quindi Treviso è per me è la mia vita, no? Anche se vivo a Milano, che è invece la città che mi ha dato l'opportunità di realizzare i miei sogni, ma soprattutto perché a Milano c'è una cosa che insomma a Treviso non c'è, ma comunque è un luogo molto dedicato da sempre storicamente al cabaret, alla comicità. Io avevo questa attrazione nella scrittura, comunque nella mia scrittura anche a livello giornalistico scrivevo spesso dei pezzi di intrattenimento, però lo facevo in maniera inconsapevole, no? Cioè comunque i miei servizi di costume e società erano abbastanza indirizzati in qualche modo in maniera inconsapevole. Poi ho capito
cosa volevo fare guardando i comici, guardando i grandi comici, da Paolo Rossi a Joelle Dix, a Claudio Bisio, Roberto Benigni, insomma, andando a vedere gli spettacoli loro ho capito un po' che potevo avvicinarmi a questo mondo. Sono arrivata in un ambiente molto, appunto, molto maschile, ma che mi ha dato comunque la possibilità di fare quello che volevo fare io, e che, fatalità, in quegli anni ho avuto modo proprio di incontrare tante donne molto forti, cioè, perché io sono arrivata a Zelig nel 2005, quindi facendo i provini, salendo sul palco, provando anche come comica in realtà a fare questo mestiere. Poi mi sono resa conto, frequentando tante artiste, che bisogna avere delle caratteristiche che io non avevo, ma ne avevo altre, quindi ho spostato un po', ho virato a seconda, perché io dico, voglio dire una cosa che penso che sia importantissima anche per i ragazzi, no? Cioè, a volte abbiamo dei sogni e crediamo che siano quelli, poi non riusciamo a raggiungerli e quindi crolliamo, cioè rischiamo il fallimento. Invece no, a volte abbiamo dei sogni, pensiamo che siano quelli, poi magari non sono esattamente quelli, ma dobbiamo prendere meglio la mira. E quindi io mi sono un po' spostata, cioè, perché non è che bisogna inseguire un sogno a tutti i costi, bisogna anche riuscire a capire qual è veramente quali sono le tue potenzialità. Io sapevo stare bene dietro le quinte, sapevo scrivere in una direzione, quindi ho avuto la fortuna di incontrare poi molte artiste all'inizio, agli esordi, con cui ho iniziato a lavorare proprio mettendomi in un ruolo differente, no? Cioè, quindi modificando il mio sogno, ma realizzandolo lo stesso. Ecco, mentre parlava Giovanna, stavano andando in onda delle immagini di precedenti edizioni di Riflettore Donna, no? Allora, viene da pensare, no? Perché si vede la differenza tra quelle che sembravano delle scelte fantastiche, ma più istituzionali, tra virgolette, e Giovanna che ha rotto un po' una serie di schemi. Perché poi le chiederemo anche qualche fatto suo personale, ma Giovanna è anche una paladina del Pride, insomma tutta una serie di circostanze. Sembra una scelta che va un pochino a sinistra, con un'amministrazione di centrodestra, ma vabbè, lasciamo stare la politica, però è una scelta abbastanza innovativa, Valeria. Ma devo dire, allora, da un lato il premio Riflettore Donna esiste dalla sua prima versione da 30 anni, perché è stato il primo premio Riflettore Donna deve essere stato del 92 o del 93, devo dire che non ricordo. È cambiato, è dir quando il premio veniva fatto assieme all'amministrazione comunale, ma veniva gestito dalla consulta femminile. E devo dire che ricordo che la prima che ha ottenuto il premio Riflettore Donna è stata la presidente dell'Advar. Anna Mancini Rizzotti. Esatto, lei è stata la prima. Devo dire che poi nel corso del tempo in realtà ci sono sempre state delle scelte diverse. Voglio ricordare che è stata premiata per esempio la squadra di rugby femminile l'anno in cui ha vinto lo scudetto nazionale. Cioè, voglio dire, ci sono sempre state molte interpretazioni del premio. Nascono praticamente o dalla consulta femminile appunto o dalla commissione pari opportunità, nel senso che è nata come strumento, come momento di presenza della consulta femminile, quindi dalla consulta che riunisce tutte le associazioni femminili che operano a Treviso, invece dal 97-98 credo, una volta creata la prima commissione pari opportunità a Treviso, è stato modificato il regolamento delle onorificenze del comune di Treviso ed è stato inserito all'interno delle onorificenze del comune, quindi ha fatto, diciamo, un salto di qualità come importanza del premio. E da allora appunto le proposte sono sempre state fatte o dalla consulta femminile o dalla commissione pari opportunità. A proposito di cose, 3 anni fa abbiamo premiato una giovane ricercatrice che viveva all'epoca in America, per cui non ha potuto venire era il 2000, per cui voglio dire, eravamo in condizioni, per ovvi motivi non ha potuto partecipare, per cui e non ha potuto venire nemmeno nel settembre successivo, ma ci siamo viste, all'epoca viveva in America, adesso credo che si sia trasferita a Parigi, proprio perché scegliamo anche degli esempi per le giovani generazioni, appunto, persone che possano rappresentare
una visione diversa e un modo di poter procedere, di poter realizzare i propri sogni, come diceva. Ecco Giovanna, perché dicevi prima, no? Quando è arrivata la telefonata del sindaco Conte, sei rimasta un pochino sorpresa, diciamo. Vediamo se c'è Giovanna, se è collegata, eccola qua. Eccola. Sì. Pensavo, no, quando mi è arrivata la telefonata, onestamente non avevo neanche il suo numero, quindi non sapevo chi fosse. Lui mi ha detto sono il sindaco Mario Conte, ho detto Madonna cosa ho fatto, cioè ho detto cosa è successo, perché no davvero non me l'aspettavo, per me è stata una grande emozione. No, non me l'aspettavo perché sinceramente, onestamente quando faccio questo mestiere sono molto presa appunto al fare, cioè all'agire più che al pensare che cosa può provocare questa azione, questo agire, no? Quindi sono rimasta sorpresa. A volte non mi rendo conto quanto possano invece avere un valore certe azioni, tipo appunto come la scrittura, come scrivere spettacoli che sono sì comici ma anche attenti a osservare un po' la realtà, perché è il lavoro che facciamo spesso con Teresa, è vero, facciamo Mannino in questo caso mi riferisco, cioè facciamo ridere sì, però vogliamo anche fare un po' riflettere, no, sulle cose, quindi un po' anche l'azione di scrittura non mi rendo conto quanto potente a volte è, cioè me lo dimentico perché lo faccio ormai quasi istintivamente, no? Però in realtà ha un valore sociale tutto quello che facciamo noi e anzi è il nostro obiettivo fondamentalmente, perché sennò si perde un po' la missione del comico, cioè il comico è attacco tra virgolette al potere, però il potere non è chi sta al governo appunto, cioè è semplicemente quello che determina che determina la nostra realtà, no? Quindi noi abbiamo una missione che è quella di osservare la realtà, che è quella di mettere in luce determinate cose. Quindi, insomma, cioè, io non mi sono resa conto perché faccio il mio e basta, ecco questo, no? Però mi fa piacere davvero e ringrazio tantissimo chi ha voluto assegnarmi questo premio perché in realtà mi dà l'opportunità di dire anche delle cose, no? Che sono comunque non solo credete nei vostri sogni, ma è davvero, cioè possiamo attraverso le nostre azioni possiamo fare qualcosa di bello per gli altri, no? Nel mio caso è fare ridere o comunque è fare raccontare delle storie e in altri casi invece è fare altro, però grazie insomma. Senti Giovanna, però la domanda te la devo fare anche se risulta un pochino gretta. Il fatto che un'amministrazione di centrodestra scelga te come riflettore donna, al di là della proposta di quelle che sono naturalmente gli organismi, c'è Valeria che sorride, però la domanda è necessaria. Cosa ne hai pensato? Ci saresti immaginato da questo punto di vista che scegliessero te, che sei paladina magari dei diritti, della comunità, del Pride, degli LGBT? No, io devo dire questa amministrazione, a partire dal sindaco Mario Conte, mi ha dimostrato in più occasioni, io è vero, cioè sono di sinistra, quindi diciamo che il partito che rappresenta Mario Conte non mi rappresenta, però in realtà questa amministrazione mi ha dimostrato in più occasioni di sapere fare bene il lavoro che fa. Mario mi ha sempre dimostrato di essere una persona molto attenta, così le persone che lavorano con lui, tutti gli assessori, cioè devo dire che io stimo queste persone e quindi non perché mi hanno assegnato il premio, cioè non è questo il punto, l'ho sempre detto anche in tempi non sospetti. Noi siamo sempre stati accolti, ad esempio quando abbiamo organizzato il Pride c'è stata un'apertura totale da parte dell'amministrazione con le giuste attenzioni, ma c'è sempre stato un dialogo e un'attenzione. Io credo che in questo caso le persone facciano proprio la differenza e io devo dire che mi sembra un'amministrazione che non solo riguardo ad alcune problematiche legate, ecco, che mi riguardano, ecco, però insomma è un'amministrazione molto attenta, che è disposta a dialogare, che guarda le persone e quindi cioè io in fondo me lo aspettavo, cioè se devo dire la verità non mi stona questa cosa conoscendo un po' il loro operato.
Lo dico sinceramente, votando l'opposto, tra virgolette, cioè diciamo non avendo mai votato Lega, però in realtà io sto apprezzando molto il lavoro di questa amministrazione, ma in generale, ripeto, su tanti temi, tante cose. Valeria, vedo che insomma, scuoteva un po' la testa quando dicevo ma come mai? È una domanda inopportuna, nel senso insensata oppure no? Non lo so se è una domanda insensata o meno, voglio dire, è sicuramente un voler un po' forzare le interpretazioni da questo punto di vista. Non è un problema che vi siete posti? Non è un problema che ci siamo posti, che non ci ha posto nessuno, devo dire, da questo punto di vista. Quindi noi cerchiamo di scegliere appunto in base alle candidature, in base devo dire che bisogna poi ricordare anche qual è l'ulteriore impegno che Giovanna, che è stato quello dell'associazione Il Filo di Simo. Per cui voglio dire, ci è sembrata una persona che per il suo lavoro, per i suoi contenuti e per il suo impegno anche nel sociale fosse importante premiarla. Ecco, ne parliamo tra pochissimo, dobbiamo andare un paio di minuti in pubblicità, ritorniamo tra pochissimo. Di nuovo in studio, di nuovo in diretta, ultimi 10 minuti di questa prima edizione. Li trascorriamo molto volentieri in compagnia di Valeria Zagolin, che è la presidentessa della Commissione Pari Opportunità di Treviso, e di Giovanna Donini, che è autrice televisiva e molte altre cose che stiamo scoprendo, e che è la prescelta per il premio Riflettore Donna del Comune di Treviso per l'8 di marzo. Giovanna, sentivamo l'impegno nel sociale, non sappiamo se hai voglia di parlarne, ma certo, penso che siano cose che fanno sempre bene alle associazioni a cui ci stiamo riferendo. Che associazione è e quale è la finalità, naturalmente? Dunque, il Filo di Simo è un'associazione che è nata dopo il 18 febbraio 2021, cioè il 2021. Il 18 febbraio mio nipote Simone si è tolto la vita, quindi lui soffriva di depressione, di conseguenza naturalmente è stato un evento tragico che ha travolto la mia famiglia e tutti i suoi amici, i suoi e i nostri amici, e quindi abbiamo deciso ci siamo resi conto di quanto questo problema legato alla depressione e alla salute mentale fosse davvero complicato da gestire, e quindi abbiamo pensato di mettere in moto tutte le nostre forze, tutto il nostro amore, tutto quello, anche per dare un senso a quello che è successo, per aiutare le persone che soffrono di depressione e i loro familiari, perché noi abbiamo attraversato veramente, abbiamo fatto di tutto ovviamente per aiutarlo, e non ci siamo riusciti, e proprio partendo dei nostri errori, naturalmente inconsapevoli o comunque in buona fede, o dettati dall'ignoranza, insomma, dal non conoscere, dal non comprendere questo disturbo, questa malattia, insomma, abbiamo deciso di mettere in gioco tutta la nostra forza per poter aiutare le persone che attraversano queste problematiche, questa difficoltà, e crediamo che sia uno dei temi che più riguardano oggi non solo i ragazzi, soprattutto i ragazzi, insomma, ma comunque è un tema universale. Ormai la salute mentale sta davvero, bisogna mettere insomma una luce su questo tema, perché è ancora pieno di tabù, di cose di stereotipi da abbattere, quindi insomma c'è tanto lavoro da fare con questa associazione, quindi stiamo in questo momento aiutando tantissime persone grazie al lavoro, grazie a tutte le donazioni che abbiamo raccolto, e quindi a tutti i donatori, che sono stati tantissimi. Stiamo pagando gli psicologi volontari che attraverso cifre calmierate aiutano gratuitamente poi le persone che non possono rivolgersi agli psicologi, insomma, che hanno bisogno di aiuto. Ecco, tra l'altro lo dicevi anche tu, la cronaca ci mostra come sia davvero un'urgenza questa, no? Purtroppo sì. Sì, è davvero
già quando Simone stava male mi sono resa conto che questo problema non riguardava solo lui, insomma, ero un po', mi sono ritrovata a vedere tante persone in difficoltà. Sicuramente il Covid ha aiutato, insomma, ha aiutato in negativo, cioè è stato un momento anche ancora più drammatico, no? Però lo vedete, i casi di cronaca recenti, la ragazza che si è appena suicidata a Milano, aveva 17 anni, insomma c'è tanto da dire di questa cosa, perché sta diventando proprio un problema che riguarda tantissime persone, tantissimi giovani. I ragazzi sono in difficoltà sotto questo punto di vista. Lui era solo l'esempio cioè uno dei tanti che soffriva di questa cosa. Purtroppo è molto difficile anche trovare il modo giusto cioè è un disturbo difficile, complesso, fai fatica a capire come funziona, come aiutare chi ne soffre, quindi è proprio stata un'esigenza di tutti noi che ci siamo ritrovati travolti da questo evento, ovviamente, però credo che proprio sia un'esigenza adesso, un'emergenza quasi nazionale, insomma. Senza dubbio, Valeria. Sì, ne siete consapevoli anche voi? Purtroppo ne siamo consapevoli anche noi, anche se nel senso che noi stiamo organizzando il Festival di Treviso Città per le Donne come commissione, quindi attraverso Maria Domenica Pedone, che fa parte della commissione, una serie di altri rappresentanti all'interno del mondo della sanità, stiamo preparando una mezza giornata di intervento sulla medicina di genere, che nonostante se ne parli da 30 anni siamo ancora abbastanza indietro dall'affrontarlo compiutamente, ma devo dire che prevediamo di fare degli interventi pre o post festival anche per esempio sulla depressione postpartum, proprio perché al di là del fatto che comunque a livello di ULSE e di Associazione dei Comuni è stata creata questo tavolo su questa problematica e partecipa appunto Gloria Tessarolo, che è la nostra assessora, quindi noi non volevamo affrontare direttamente quello, ma è purtroppo uno dei fenomeni che si sa essere in crescita. Quindi davvero questo ci ricorda quanto la nostra vita abbia tante sfaccettature, certo, no? Ecco, certo. E come si possa passare, no Giovanna, velocemente purtroppo da quello che è leggero a quello che è drammatico. Tornando ecco, in questi ultimissimi minuti, come si svolgerà, ecco, chiediamo a Valeria, come si svolgerà questa premiazione, questa consegna? Si è finalmente tornati questo per è fortuna. Ancora top secret. È ancora top secret. È ancora top secret perché è la segreteria del sindaco appunto che determina tutta una serie di cose, quindi ancora è segreto, non possiamo rivelare nulla, anche perché lei è presente e quindi non possiamo raccontarglielo. Quindi non possiamo svelare, no. Non possiamo spoilerare come dicono i giovani adesso. Esatto, è una sorpresa allora, sì. Cioè, sono così nel pieno di una sorpresa praticamente. Ecco, no, è vero. A te che piace stare dietro le quinte, ci siamo detti, no? No, ma infatti mi fa molto ridere questa cosa, perché appunto ho scelto il contrario, quindi sono già in imbarazzo, però sono talmente felice, no, di ricevere questo premio per tutte queste ragioni che ci siamo dette, e quindi sono molto felice in realtà. Mi spaventa un po' perché appunto mi imbarazza, la scelta dello stare giù dal palco era anche per quello, no? Perché gli artisti devono essere molto egocentrici, quelli che stanno sul palco, invece io sono metà egocentrica e metà no, e quindi ho questa cosa, però va bene, sono felice. Senti, visto che se ben ricordo in quell'occasione generalmente insomma la premiata viene chiamata a dire due parole, che messaggio vorrai portare in quell'occasione? Sicuramente è un messaggio che voglio rivolgere proprio ai ragazzi, in questo caso, e che è collegato sia a me che all'associazione, nel senso che sì, dobbiamo credere nei nostri sogni, però dobbiamo prima di tutto imparare a perdere, no? Cioè anche a fallire. Questa è una cosa importantissima perché il fallimento, cioè se accettato, non porta magari a un dolore forte che poi travolge, come può essere
appunto portarti addirittura a un malessere più profondo, no? Cioè a una malattia. No, bisogna riuscire soprattutto a imparare a fallire, e quindi attraverso questo insegnamento, cioè gestire il fallimento e quindi arrivarci diversamente. Io vorrei dire questo, e ringraziando tutti quelli che mi hanno permesso di fallire, di sbagliare, e di ricominciare, no? Questo mi piacerebbe dire ai ragazzi tantissimo. Questa cosa di avere intorno qualcuno che ci permette di fallire non è da poco. No, assolutamente. Valeria, allora anche voi volete dare un messaggio alle donne con queste vostre scelte, e donne per le quali tra l'altro ci sono tante iniziative, come diceva, che state portando avanti. Sì, possiamo citarne qualcuna? Sicuramente. Allora, stiamo in questo momento organizzando una mostra a Palazzo dei 300 di sostegno da parte degli artisti e delle artiste trevigiane alle ragazze iraniane. Noi eravamo partiti appunto con il chiedere agli artisti che ci mandassero una loro opera di sostegno che abbiamo pubblicato sulla pagina Facebook della Commissione Pari Opportunità appunto del Comune di Treviso, e da questo lo stiamo trasformando in mostra. Poi appunto stiamo lavorando continua il ciclo che abbiamo seguito come commissione di Donne in Pace e Donne in Guerra, avrà a marzo altre 3 presentazioni di figure della storia, di donne che hanno contato nella storia italiana, e poi abbiamo il festival ovviamente, dove appunto ci saranno 4 giornate dedicate al lavoro e alla certificazione di genere, al turismo al femminile, alla medicina di genere, come si diceva, e me ne manca sempre uno. Oddio, non so venirle in aiuto in questo senso, ma lo scopriremo. Certo. In ogni caso, da quando Treviso città delle donne con questo festival? Il festival saranno come al solito il primo fine settimana di maggio, quindi il 4, 5, 6? Benissimo. Credo, giovedì, venerdì e sabato mattina finiamo. Benissimo. Finito anche il nostro tempo. Io vi ringrazio, e come sempre ormai i telespettatori me la sentono ripetere questa cosa, ma la ridico, sono sempre contenta quando si parla di donne, quando ospiti donne. Grazie a entrambe, come sempre gentili e simpaticissime. Dimmi, vai. Vi ringraziato, scusa, non sentivo bene. No. Cioè, per chiudere volevo fare una battuta, ma non mi viene in questo momento. Cioè, non so. Ti perdoniamo, ma aspettiamo con grande curiosità quello che dirai in quell'occasione, allora, della premiazione Riflettore Donna. Grazie infinite Giovanna, grazie anche per aver partecipato, anche se non stavi molto bene, e siamo davvero contenti per questo riconoscimento. Grazie Valeria Zagolin, presidentessa della Commissione Pari Opportunità del Comune di Treviso. Niente, bisogna chiudere. A tutti una buona giornata e un buon pomeriggio. Arrivederci.